Nella piazza più bella del mondo, Piazza San Marco, ha preso il via all'insegna dell'amore il Carnevale di Venezia 2025, alla riscoperta di Giacomo Casanova, fino al 4 marzo. In 20.000 sono arrivati sotto il grande palco allestito in Piazza San Marco a Venezia nel giorno di San Valentino. Non poteva essere che l'amore, il sentimento da celebrare in grande stile, e l'avvio del Carnevale è stato un boom. Abbiamo iniziato con San Valentino, qui nel salotto più bello del mondo, Piazza San Marco. Il Carnevale 2025 presenta la notte di San Valentino. Siamo qui tutti quanti, pronti a festeggiare una notte all'insegna dell'amore, con tantissimi ospiti, uno spettacolo incredibile. Nonostante il forte vento, il freddo, la pioggia abbondante caduta in mattinata, il Carnevale ha fatto già il pieno di entusiasmo. Tanti gli artisti presenti, e c'era anche Red Canzian che il 5 luglio porterà in Piazza San Marco il suo musical Casanova opera pop dedicato proprio al grande protagonista di questo Carnevale. Alcuni dei suoi artisti sono stati grandi protagonisti dello spettacolo inaugurale. Poi il direttore artistico del Carnevale di Venezia, Massimo Checchetto, si è congedato con qualcosa che assomiglia a un qualcosa di più di una semplice promessa. Tantissimi artisti che si alterneranno, che canteranno, urleremo il nostro amore, saremo tutti felici qui al Carnevale di Venezia e in Piazza San Marco. Venite a trovarci perché questo è solo l'inizio. E allora, buon proseguimento. Due graditissimi ospiti, oggi una giornata particolare, 22/2/2025, sta terminando anche febbraio, però oggi sarà una giornata, una mattinata allegra, perché parleremo di Carnevale, vi porterò a Venezia, vi porterò in tantissimi posti, anche tutti quei diversamente giovani che non riescono a muoversi da casa, vi farò felici oggi. Vedete delle cose bellissime e anche delle cose che faranno riflettere, ma presento subito questi graditi ospiti. Abbiamo in presenza Andrea Marin, responsabile provinciale Venezia e Regione Veneto, Leida, poi sentirete ma lo conoscete di sicuro, e abbiamo anche Tommaso Razzolini, consigliere regionale Fratelli d'Italia. Grazie ai miei ospiti. Allora, partirei proprio da te Marini, cosa sta succedendo? Visto che hai anche un consigliere regionale di un partito molto importante al governo, cosa sta succedendo? Sorridiamo naturalmente perché è Carnevale, oggi dobbiamo far festa. Ecco, racconta un po' la tua storia, chi è questa associazione e cosa chiederesti alla politica, vai. Intanto Mirella, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui con voi e un saluto a tutti i telespettatori. La Leida è la Lega Italiana Difesa Animali ed Ambiente, è un'associazione presente a livello nazionale e si presenta localmente con delle sezioni provinciali. Chiaramente è composta da gruppi di volontari che operano nel territorio per la tutela e il benessere degli animali e per la difesa e la protezione dell'ambiente. C'è tantissimo, ci sarebbe tantissimo da chiedere alla politica. Anche locale? Sì, anche locale, e per le associazioni e per il volontariato, perché comunque le associazioni sono il cuore pulsante di questa società e sono composte da volontari che tra virgolette rubano del tempo alla propria famiglia e tante volte anche al lavoro per dedicarsi anima e cuore per gli altri, per il prossimo, per le altre persone, nel caso nostro specificatamente per l'ambiente, per gli animali, però di riflesso anche alle persone, alle famiglie, quindi è tutto collegato. Chiederei un aiuto, di essere più considerati, perché comunque i volontari, le associazioni vivono di proprio, senza aiuti, gran parte delle volte senza aiuti, senza sovvenzioni da parte di enti pubblici, e quindi anche come capita spesso che
ci si deve iscrivere, nel caso nostro la stiamo vivendo in prima persona proprio in questi momenti, c'è la necessità di iscriversi al RUNTS, che è il registro delle associazioni a livello regionale, e ci rendiamo conto che questo è un costo per un'associazione che di fondi non ne ha, se non il più delle volte costretti a tirarli fuori di tasca propria per poter andare avanti con l'obiettivo che ci si è prefissato, che è il tema nostro della nostra associazione, insomma delle varie associazioni. Quindi quello che si chiede è un aiuto da parte della politica, da parte degli enti nel poter andare avanti senza dover investire dei soldi, perché di soldi sul volontariato non ce n'è, purtroppo. Allora andiamo a vedere chi è Leida, andiamo a vedere la prima parte. La nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, l'anno 2024 è stato di grande impegno su tutti i fronti. L'approvazione alla Camera della legge Brambilla sui reati contro gli animali, che finalmente inasprisce le pene per chi commette atti scellerati nei loro confronti, è certamente il più grande risultato raggiunto per la tutela di tutte le creature che condividono con noi il dono della vita. Ma quest'anno purtroppo sarà ricordato anche per i continui attacchi a tutti gli animali selvatici, gli animali di nessuno, che difendiamo con tutte le nostre forze. Basti pensare all'abbattimento in Trentino con il crisma dell'ufficialità di 3 orsi, che si aggiungono a quelli di numero imprecisato uccisi dai bracconieri, o alla decisione del Comitato Permanente della Convenzione di Berna di declassare il lupo da specie particolarmente protetta a specie protetta, ignorando così gli appelli degli scienziati e ancora una volta incoraggiando i già attivissimi bracconieri. L'ostilità delle solite lobby non ha certo fermato l'attività della nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente e dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla, nella sua duplice veste di presidente dell'associazione e presidente dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell'ambiente. E così il 20 novembre scorso l'Assemblea di Montecitorio ha approvato in prima lettura la legge 30 sui reati a danno degli animali, prima firmataria e relatrice l'onorevole Brambilla. È una vera rivoluzione. Il testo tutela direttamente gli animali e non più il sentimento di pietà degli uomini, e prevede l'aumento delle pene per tutti i principali reati a danno di chi non ha voce, a cominciare da uccisione e maltrattamento, che da soli rappresentano il 68,6% dei procedimenti. E poi ci sono nuove aggravanti, fino a 1/3 della pena per chi commette il fatto su più animali davanti a minori o chi filma i delitti e li diffonde in rete. Nel caso dell'uccisione finalmente si spalancheranno le porte del carcere. Si rischia fino a 4 anni di reclusione con una multa sempre abbinata che arriva a 60.000 euro. Anche per il maltrattamento le pene saranno molto serie, fino a 2 anni di carcere e una multa sempre abbinata che arriva a 30.000 euro. E poi si inaspriscono le pene per i combattimenti tra animali e le competizioni vietate, fino a 4 anni di carcere, fino a 160.000 euro di multa, e finalmente viene previsto il carcere anche per chi semplicemente partecipa a queste competizioni, anche in questo caso con la multa. E poi sono inasprite tutte le altre sanzioni, dal traffico dei cuccioli dall'est, l'uccisione di specie protette, l'uccisione di animali altrui fino a 4 anni per la morte di un solo bovido o di un solo cavallo. E poi finalmente verrà cancellata la vergogna della catena su tutto il territorio nazionale, sarà divieto.
Allora, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, noi dobbiamo guardare solo gli animali, il bene di queste creature, c'è un'indagine in corso, perciò noi non parliamo, non diciamo niente, quello che però notiamo è che abbiamo bisogno di trasparenza, ecco, l'opinione pubblica ha bisogno di trasparenza, non ne può più e penso che la politica dovrebbe battere un colpo su questo. Detto questo sentiamo Rinaldo, se no il centralino rimane occupato tutta la giornata. Vai Rinaldo, veloce mi raccomando. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Premetto che mi per i cani, va bene, l'ho fatto abbastanza, perché al Lido che c'è una villa che a parola dell'Hotel Luna e dell'Europa ne aveva 70-80 cani. Mi sono davanti 10 anni a portargli e a Ete che gli davi i beccheri del alto, va bene, a gratis. Mi fiori da cani, mi non ne voglio male i cani, ma a sentire dire chi chiama papà, mamma, un can e dopo addirittura che sia alberghi per i cani che paga 150 euro al giorno dove che il can ha piscina, dai giochi e le putei che morda fame, mi pare un'esagerazione. Se giusto volere bene le bestie, giustamente, di più anche, però non mi pare. Diciamo, il can col paltò, le putei a penoni, ma dove siamo arrivati? Siamo di andare massa fuori del seminato, no? Adesso addirittura è giusto dare 4 anni della era, però uno che bastona una greca, gli porta via la pensione, è fuori, ma mi pare che siamo troppo, siamo di andare, insomma, che vorremmo più bene alle bestie che ai cristiani. Non mi pare che sia tanto giusto. Grazie Rinaldo, devo correre perché l'assessore Razzolini deve anche, il consigliere Razzolini deve andare anche via. Allora sentiamo, grazie Rinaldo comunque delle tue riflessioni, dopo ognuno a casa fa le proprie naturalmente. Allora Razzolini cosa dice sia quello che abbiamo sentito ma soprattutto il rammarico di Marin, perché veramente non se ne può più, ecco, abbiamo perso tante associazioni di volontariato che non sono riuscite a rimanere nel pezzo, causa la burocrazia, causa soprattutto anche la tecnologia che non la sanno adoperare, perché il mondo del volontariato quasi tutto è fatto da diversamente giovani che non sono stati aiutati a fare un percorso digitale corretto. Prego. Io mi rendo conto, nel senso che quando ero anche assessore nel mio comune ho collaborato spesso con le associazioni, quindi quando sei proprio a portata di mano con loro le puoi ascoltare e capire le varie esigenze. Effettivamente purtroppo oggi la burocrazia è abbastanza importante. Io poi che seguivo molto anche gli eventi e le manifestazioni mi sono reso conto nel 2016-17 circa con le direttive dopo il disastro di Torino, ecco, la direttiva Morcone, Gabrielli mi pare che si chiami, insomma l'inasprimento anche di tutta una serie di accuratezze che da un punto di vista è anche corretto, perché comunque va sicuramente ad aumentare la sicurezza e tutto quello che ne deriva, però questo vuol dire anche un aumento non indifferente di costi che l'associazione poi deve rivestire nel proprio bilancio per poter organizzare un'attività che sì, bella, simpatica, propositiva per il proprio territorio, per il proprio comune, e alla fine effettivamente se non hai una base minima di copertura è molto difficile portare avanti. Quindi sì, mi rendo conto che oggi chi ha un'associazione, non dico che sia quasi come un'attività lavorativa, però effettivamente per la burocrazia che c'è dietro, per tutte le difficoltà del caso, chi è presidente ha sicuramente un impegno di responsabilità non indifferente. Quindi su questo... Però, consigliere, non le sembra che sarebbe utile che la Regione capisse chi è il mondo del volontariato e chi fa cosa? Perché hanno fatto talmente un minestrone dove siamo dentro tutti fanno tutto e alla fine troviamo l'anziano che muore di fame perché non ha coraggio, perché nessuno si occupa di lui, il ragazzo che si suicida, la mamma che non ne può più, e noi non abbiamo i riferimenti perché i servizi sociali ci dicono che è la privacy, che non possono darci nome e cognome, perciò mettono la privacy proprio per bloccarci completamente. Non so se è vera questa cosa e se
assolutamente deve essere cambiata, ma soprattutto chi fa cosa. Perché io capisco la sicurezza, ma tu dimmi cosa fai e vediamo che sicurezza ti devo far fare. Perché non è possibile che uno che dispensa le borse deve fare il corso di sicurezza. Dobbiamo capire ogni associazione chi è e cosa fa, che mezzi ha. C'è quello che ha i mezzi per andare a prendere gli anziani, portarli dove, c'è quello che è predisposto per la borsa da spesa, c'è quello che deve aiutare gli animali. Cioè noi siamo in un caglierone, adesso ci mancherebbe, adesso cambiamo ancora nome, c'è un altro ATS, adesso altre robe ancora che arriveranno, nessuno capisce niente, ma continuamente sigle, siamo fermi completamente, ma le sigle aumentano. Non è il caso di vedere chi fa cosa e dove possiamo indirizzarli. Io ho avuto il presidente dei medici di famiglia, sia il dottor Gorini, che adesso che ha preso il posto il dottor Fagian, che alla mia proposta di dire: ma voi avete un elenco di associazioni che possono aiutarvi nel momento che arriva il paziente, che voi dovete dirottarlo perché magari è da solo, non ha figli, non ha famiglia? Mirella, noi non abbiamo niente. Anzi, il dottor Gorini ha detto: guardi Mirella, mi sono seduta un giorno attorno ad un tavolo anche importante dove c'era un'associazione di volontariato. Quando ho esposto il caso che avevo bisogno, ho detto: io non ce la faccio perché noi chiudiamo il venerdì. E io cosa me ne faccio di questa associazione? Ma non ce n'erano altre e noi non abbiamo nessun riferimento. Tanto è vero che al dottor Fagian ho detto: scrivo una lettera in regione e vediamo di riuscire ad avere un elenco di associazioni per capire chi fa cosa, perché la gente continua a chiamare Sveglia Veneti. Anche ieri, una cosa incredibile, a chi mi rivolgo? Non c'è nessuno nel mio territorio. Qua siamo 350 associazioni, in tutto superiamo le 900 associazioni. È possibile che non ci sia un ufficio che possa vedere chi sono le associazioni e cosa fanno? Razzolini. Su questa domanda devo provare a sentire l'assessorato lunedì e capire un attimo se a riguardo c'è una risposta, nel senso che in questo momento la risposta precisa non te la so dare, Mirella. Devo capire se in regione c'è un registro di tutte le associazioni divise per settore, per tipologia e se non c'è perché magari non hanno mai pensato di farlo, se hanno risposte a riguardo di questa domanda. Ma soprattutto, voglio sentire anche Marin cosa ne pensa, questo cartaceo delle associazioni, l'ho detto, dove dovrebbe essere? Dovrebbe essere nelle farmacie, dove specialmente i diversamente giovani si recano perché è diventato uno sfogatoio, la farmacia, preti non che ne sé, suore non che ne sé, medici di famiglia conforme, cioè nei supermercati, cioè non è che l'online è per tutti, noi dobbiamo aiutare queste persone, e lo dico anche a Razzolini, di trovare dei servizi che non hanno. È inutile che noi facciamo tutto come volontariato e non riusciamo ad aiutare perché la legge ce lo impedisce, per la privacy, perché non sa chi siamo, le associazioni che non si conoscono tra di loro. Marini. Sì, ma in effetti allora è giusto dare responsabilità alla Regione perché è lei che deve trainare questa intesa tra le associazioni, però è giusto dare importanza anche alle amministrazioni comunali perché da lì a mio avviso deve partire quell'intesa, quella collaborazione tra l'ente e le associazioni e quindi l'interagire tra le associazioni perché effettivamente sono i servizi sociali? Certo, perché effettivamente come dicevi tu prima anche tra associazioni non ci si conosce, quindi partiamo dal basso, mettiamo assieme le associazioni anche di diverse con diversi obiettivi e le facciamo interagire tra di loro in maniera di poter avere a livello locale sul territorio, quindi a livello comunale, una lista di associazioni, ognuno con il suo compito e metterli insieme per poter lavorare tra di loro e con l'ente locale. Abbiamo Renata in linea, vai Renata. Buongiorno, sono 10 Buongiorno. minuti che aspetto, faccio prima parlare col ministro che non... Vabbè. Volevo dire, io ho ricevuto la bolletta della luce e ho visto che il canone RAI è stato aumentato un'altra volta. Non è che servono i soldi per pagare quelli di Sanremo? Grazie.
Renata, scusami se ti abbiamo fatto aspettare, ma il centralino funziona così, ci sono tante cose che voi non sapete, però se avete pazienza 2 minuti poi vedete che passate, dovete avere un po' di pazienza perché non è facile gestire ospiti, video, tutto quanto, le telefonate che arrivano. Comunque ti ringrazio di aver chiamato Renata. Allora sentiamo Razzolini cosa dice. Renata, ma il canone serve per pagare qualcos'altro? Quello che mi risulta è che c'era stato anche una diatriba interna alla maggioranza perché c'erano dei partiti che volevano di nuovo l'aumento del canone RAI e altri che volevano appunto tenerlo basso, nel senso che era stato abbassato un periodo, un po' di tempo fa, adesso non mi ricordo più la data precisa perché questa è una cosa appunto del Parlamento a riguardo, però probabilmente è un'entrata che lo Stato usa poi per far funzionare situazioni RAI. Come poi vengano spesi i soldi a Sanremo a riguardo, su questo vado male a saperlo, nel senso che sì, anch'io condivido che a volte certi ospiti vengono pagati decisamente troppo rispetto a quello che effettivamente potrebbero gestire la conduzione del festival, questo sono d'accordo. Poi nel preciso capire dove siano stati utilizzati, bisognerebbe essere nella commissione idonea dove poi puoi fare anche delle domande e avere delle risposte per controllare come vengono utilizzati questi soldi qui. Ecco, dal Consiglio regionale vado anche male a fare questi accertamenti, onestamente. Il problema è che l'opinione pubblica, indipendentemente da dove, è indignata perché abbiamo bisogno di altre cose. Noi abbiamo bisogno di servizi alle persone, abbiamo una popolazione che diventa sempre più diversamente giovane, non ha servizi, le pensioni, gli stipendi che ci sono non permettono alle famiglie di vivere decorosamente, questa è la verità. Io ne so qualcosa avendo un banco solidale, e i 6 milioni di poveri sono italiani che lavorano e che non ce la fanno arrivare neppure con 2 stipendi alla fine del mese, perché minimo sono 500-600 euro o di affitto o di mutuo, bollette, caro vita. Io non so se qualcuno si rende conto che così non può continuare. Andiamo, Leone, vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluti tutti gli ospiti. Allora io non sono contrario ai lupi, alle volpi, agli orsi, non sono contrario a niente, a patto che quando questi fanno i danni gli agricoltori o i proprietari vengano risarciti bene. Per quanto riguarda l'ambiente, è stato fatto il diavolo a 4 per le piante abbattute per la pista da bob. In Veneto abbiamo i nostri boschi attaccati dal bottrico, che una volta si riproduceva una volta all'anno, adesso con il cambiamento climatico si riproduce più volte all'anno, e stanno facendo il macello dei nostri boschi. E ci sono tutte queste piante secche in mezzo che stanno diventando sempre più secche e sempre più pericolose in caso di incendio. Non sento nessuna associazione di ambientalisti che dica qualcosa su questo. Ciao Mirella, grazie. No, lo dicono, caro Leone, lo dicono e come lo dicono. Il problema è che, come hai detto tu tante volte, non escono queste notizie, non c'è niente da fare. Ormai escono notizie molto mirate. Io spero con la mia trasmissione, invece di dare le notizie che non escono, l'hai detto anche tu, che grazie alla mia trasmissione hai avuto dei dati che non hai letto in nessuna parte e mi hai anche ringraziato. Voi capite che c'è qualcosa che non funziona e la comunicazione per voi a casa è molto importante. Allora, Tommaso Razzolini, quello che però vogliamo capire è dove si andrà a parare, perché io ieri ho parlato con un medico che avrò anche ospite, che ha detto: sono molto preoccupato Mirella, è tutto fermo, sono solo tutti in campagna elettorale e qua se ne parlerà fra un anno e mezzo di quello che sarà il futuro anche della sanità. Lei cosa dice, Razzolini, visto che è in regione, cosa vuole dire? Che siamo tutti in campagna elettorale, anche no, nel senso che sui giornali certo si parla e si discute anche troppo su chi sarà il prossimo presidente, su quale sarà il partito A proposito, c'è qualche novità? Non si sa niente? Ma nel senso non è neanche una priorità, è più
sono più a volte i giornalisti che vogliono e pressano per sapere queste notizie, quando ai cittadini l'interesse comunque in questo momento è un altro, nel senso che quando sarà ora di presentare le liste ci saranno sicuramente le liste pronte, perché i partiti si saranno messi d'accordo in base anche a quello che all'interno dei propri partiti fanno emergere dai territori, quindi ovviamente la direzione di Treviso dirà una cosa, quella di Belluno dirà un'altra, quella di Venezia un'altra ancora, e così troveranno una quadra regionale. La quadra regionale sarà portata poi a Roma, e questo per quanto riguarda il mio partito, così faranno anche su altri partiti, e poi troveranno un equilibrio per mettersi d'accordo, perché dal mio punto di vista comunque il valore del centrodestra è un valore importante, quindi bisogna continuare uniti. Ma a riguardo di questo, che comunque avrà il suo tempo e non è sicuramente la priorità, no, le commissioni stanno funzionando, stanno andando avanti, così anche il Consiglio regionale, e si cerca comunque di portare avanti le iniziative. Ad esempio l'ultima commissione che avete fatto, al quale ha partecipato, di cosa avete discusso? La sesta commissione cultura, sport, turismo, dove è stato finanziato l'investimento per quanto riguarda sport e cultura, quindi finanziamenti delle linee per quanto riguarda lo sport e la cultura, dove ad esempio sullo sport sono stati messi dei soldi, ma questa è stata fatta una variazione di bilancio lo scorso anno, però poi è passata prima in giunta, ora in commissione e ritornerà in giunta, dove effettivamente lì si prevede lo scorrimento in graduatoria di tutta una serie di impianti sportivi a riguardo che i comuni avevano già fatto domanda, ma appunto essendoci stati solo una certa parte di finanziamento è stato aumentato, e quindi per 2/3 di impianti sportivi si dà appunto seguito a dare un finanziamento ai comuni che hanno fatto richiesta per il miglioramento dell'impiantistica sportiva. Cos'è che la preoccupa di più, consigliere, in questo momento? Lei è un giovane anche in carriera politica, e soprattutto la volontà di aiutare il bene anche del territorio, quello che lei ha sempre fatto, ha preso anche molte preferenze, vuol dire che sta seminando bene. Cos'è che la preoccupa di più in questo momento? In questo momento come giovane politico parlo. C'è un'incertezza a livello globale che non dipende da noi in prima linea, diciamo, quindi alla quale noi non potremo, in questo momento non possiamo fare delle scelte per indirizzare da una parte o l'altra, ma sono degli equilibri mondiali dove effettivamente c'è una forte preoccupazione sull'instabilità di tutto, non solo quella economica, ma anche quella appunto di guerra che si sta muovendo. Io mi auguro che in questo momento si possa trovare una soluzione efficace e finalmente di pace anche per quanto riguarda il conflitto che abbiamo nel nostro continente, in Europa, però mi rendo conto anche per lo stesso governo italiano che a livello mondiale, non dico che sia un pezzettino, però, perché comunque facciamo parte del G20, quindi abbiamo anche noi sicuramente rispetto a tanti altri stati un peso, però confronto da Cina, confronto da Russia, confronto d'America siamo una piccola parte, ecco. Quindi mi rendo conto tutte le difficoltà che oggi chi governa anche a livello nazionale si trova nel tenere tutti gli equilibri che non sono sicuramente facili. Senta, consigliere Azzolini, io ho un bel pezzo, penso siano 2 anni che dico, come lo fanno anche in altri paesi europei, di dare il voto ai sedicenni. Visto che diamo loro il patentino e li mettiamo sulla strada, perciò gli diamo una certa responsabilità, non vedo perché non farli votare. Lei cosa ne pensa? Oddio, in realtà è un argomento che non ci ho mai pensato prima, bisogna fare una serie di valutazioni. L'età di 18 anni secondo me non credo che siano 2 anni prima o 2 anni dopo che possono cambiare le sorti del paese. Forse anche l'età di 18 è un'età che si configura anche con la fine e il raggiungimento di un titolo di studio, di un percorso scolastico delle superiori, e quindi forse potrebbe essere anche corretta, anche se oggi sicuramente c'è grazie anche alla comunicazione che è molto più
presente nei giovani tramite i social, però effettivamente qui anche è una comunicazione che a volte è anche distorta rispetto alla realtà delle cose, perché oggi se uno si vuole informare ha sempre più difficoltà perché è bombardato in continuo da informazioni, ma bisogna capire se queste informazioni sono sempre veritiere, corrette, oppure servono anche per creare un po' un caos a livello informativo. Comunque sì, Ma sarebbe favorevole o contrario? In questo momento dovrei un attimo di più cercare di capire le motivazioni tra il favorevole e il contrario. In questo momento mi tengo sì, ma certo, ma ad esempio chi comunque fa politica oggi, e se c'è un ragazzo giovane che voglia fare politica, il movimento giovanile, e noi ne abbiamo con dei ragazzi che verranno anche in consiglio regionale martedì questo a far visita al consiglio, a capire come funziona eccetera, perché mi hanno chiesto la possibilità di portarli, quindi li ospiterò ben volentieri, quindi l'ascolto comunque come ho iniziato io nel movimento giovanile. C'è stato, insomma, io Giorgia Meloni l'ho potuta conoscere nel 2008 quando avevo 17 anni, insomma, quindi questo vuol dire che per chi ha voglia anche di impegnarsi, di ascoltare, le possibilità, gli spazi ci sono. Poi vabbè, il voto è arrivato a 18 anni, mi sarebbe sì piaciuto votare prima, però non è che mi ha cambiato la vita da 16 a 18. Prenderemo un po' di aria fresca, no? Una popolazione diversa, un ascolto diverso di questi ragazzi. Sentiamo Marini cosa pensa. Io sono a favore di dare responsabilità ai giovani, chiaramente perché sono giovani diversi dei giovani di qualche anno fa. Molto anche tecnologici, sì, dobbiamo dire la verità. E più maturi, più avanti, più svegli, e quindi perché no, darei la possibilità di votare già dai 16 anni. Se posso, Mirella, approfitto del consigliere regionale perché ho diverse persone che mi sollecitano, mi chiedono informazioni sul progetto di legge regionale. Mi risulta che ci sia nell'ambito chiaramente degli animali d'affezione, visto che ormai la gran parte delle famiglie li considera componenti a tutti gli effetti del nucleo familiare. Come è preso il progetto di legge che vorrebbe portare gli animali d'affezione nelle tombe di famiglia. Ci sono regioni in Italia, tipo la Lombardia e la Liguria, che già prevedono di poterli portare nelle tombe di famiglia. In Veneto mi risulta ci sia una proposta di legge che però è arenata, o comunque mi sembra la state valutando, comunque discutendo, e volevo capire se posso, a che punto è. Mi devo informare perché non è in una delle mie commissioni questa proposta di legge, però mi informo e dopo mi rendo in passa il numero di telefono. Un'altra cosa, assessore, ormai ce l'ho con lui, è assessore, però non c'è niente da fare. La prima carica. Consigliere Razzolini, il suo sogno nel cassetto, io lo so, è quello di diventare sindaco, oppure lo era, non so se lo è ancora. Lui è questo sogno che coltiva da piccolo. Cos'è per lei il sindaco di una città? Perché io tutte le mattine, quasi tutte, ho molti sindaci, perché per me sono quelli più esposti nel territorio, quelli che ascoltano di più le persone, le famiglie, è l'unico punto di riferimento che hanno i cittadini, non c'è niente da fare, almeno sai che qualcuno ti ascolta, poi se riesce ad aiutare però almeno ti ascolta, e questo è già una cosa grande. Non le sembra che anche a livello politico nazionale dovrebbero aiutare di più questi sindaci che hanno una patata bollente enorme, perché sono esposti a 360 gradi in tutto il territorio con una coperta cortissima? Cioè, come fanno? Bisogna investire nella famiglia, bisogna investire nei servizi sociali, bisogna investire nell'ambiente, bisogna investire, ma se non hanno le possibilità cosa devono fare? Mancano case, manca di tutto e di più. Cosa si può fare per cercare di far capire che i sindaci, che sono anche tanti, sono quelli eletti direttamente dai cittadini, non sono calati dall'alto, sono eletti dai cittadini. Ecco, questo, aiutare queste persone che sono veramente in difficoltà. Io le ho avuti anche ieri, è un caos totale, stanno cercando qualcuno di fare l'unione, la fusione, perché da soli non si va più. Piccolo è bello, ma non arrivano più da nessuna parte. Prego, ecco il suo sogno di sindaco.
Allora, credo che comunque fare il sindaco sia un'esperienza bellissima. Io ho potuto fare l'assessore prima e vice sindaco poi, quindi avere un rapporto quotidiano e diretto con le persone è una cosa che ti dà anche tante soddisfazioni, perché comunque rispetto magari al ruolo che io ho oggi, l'essere comunque anche nell'andare in ufficio, nel fare un giro magari al mercato per andare a bere il caffè, nel frattempo leggere il giornale, trovare queste persone che ti fermano e ti chiedono e ti pongono delle domande alla quale poi tu riesci anche a dare risposta e poi appunto ti ringraziano, è una cosa sicuramente bella, ma poi non solo nella praticità delle piccole cose, ma anche nel avere una visione di futuro e di sviluppo del proprio territorio comunale, la collaborazione che hai con tutta un'area alla quale sei collocato. Quindi io penso, la mia, quando ero assessore al turismo, la squadra che abbiamo fatto con 9 comuni di tutta la zona per portare avanti certe politiche sul turismo e cercare anche di muoverci in sinergia, perché poi la squadra è fondamentale e importante, è quello che tu hai appena detto, con tanti cercano di fare le fusioni, no? Che questo è un altro discorso, però quindi vuol dire che fare rete è una cosa molto bella, ecco, e quindi insomma essere lì, essere il primo cittadino sicuramente è una soddisfazione che è molto bella, poi anche perché sei vertice comunque di un esecutivo e quindi hai anche forti responsabilità decisionali su quello che effettivamente vuoi fare, quindi prendi delle decisioni, devi portare avanti con la tua squadra, con la giunta che comunque è di fiducia del sindaco. Ovviamente poi ci saranno tutta una serie di equilibri in base ai voti che uno prende, in base a tutta una serie di situazioni, però insomma questa è una cosa molto bella e alla quale sì, credo che oggi... Bisogna credere ai sindaci. Ma certo. Adriana da Crocetta, vai Adriana. Buongiorno a tutti. Volete sapere il mio parere a proposito del voto ai sedicenni? Sì. No, non lo trovo giusto, perché sono facilmente influenzabili, penso. E allora non hanno le idee chiare cosa vogliono. Vorrebbero quello che li fa guadagnare senza far fatica. Io sono di questo avviso. Vi saluto. E vorrei dire un'altra frase, ma non la dico, grazie. Meglio che te attegni, brava. Grazie Adriana. Allora, perché secondo te quelli di 30, 50 e 70 anni hanno le idee chiare quando vanno a votare? Ecco, vorrei proprio saperlo. Infatti ho fatto a più di qualche onorevole, anche a senatore e assessore, questa domanda, perché io penso che forse hanno le idee più chiare loro. Forse sarà perché io li ascolto, li invito anche qua, li faccio vedere, e veramente sono persone che andrebbero veramente ascoltate, perché hanno veramente a cuore il territorio dove abitano. Non guardiamo gli esempi negativi, guardiamo quelli positivi, che ce ne sono tantissimi. Il problema è che purtroppo l'informazione è orientata sulla foresta, sull'albero che cade, non sulla foresta che cresce. Questo fa molto male, perché abbiamo degli esempi di ragazzi proprio anche nel mondo del volontariato, saranno anche pochi rispetto a quelli che vorremmo, però li abbiamo e sono veramente dei ragazzi molto bravi. Allora, consigliere, io so che lei se ne deve andare, che messaggio vuole lasciare questa mattina? Un messaggio comunque che, visto che l'abbiamo parlato in tante occasioni, quello che bisogna fare squadra. Prima si parlava anche delle associazioni, l'importanza. Io quando ero assessore con le nostre associazioni, ma tutta l'amministrazione, le abbiamo sapute mettere in rete e abbiamo saputo dare risposte ai cittadini, proprio perché c'è un coordinamento a livello comunale, e questo credo sia ancora più importante rispetto a tante altre situazioni, perché poi alla fine ci sono sfaccettature diverse in base al proprio comune, e quindi avere una guida positiva all'interno delle amministrazioni che sa mettere in sinergia tutte le varie associazioni e dare risposte che sono diverse da comune in comune, questo sicuramente è una cosa positiva. Quindi la mia esperienza mi ha veramente fatto capire quanto effettivamente è importante anche per un amministratore il tempo che uno dedica e la propria passione per risolvere le varie cose, e comunque il comune oggi è la prima risposta per un cittadino, quindi sicuramente secondo me la chiave di lettura in questo è molto concentrata sulle amministrazioni comunali, visto che questo è stato un tema molto presente questa mattina. Questa è la risposta che mi sento di dare, visto che insomma io risultati del mio comune quando ero lì insieme ai miei colleghi li abbiamo visti, li abbiamo portati anche a casa.
Sindaco, consigliere Azzolini, visto che fa parte di un partito molto importante al governo, soprattutto con la Premier Giorgia Meloni, pietra tombale sul terzo mandato, si andrà a votare in autunno, cosa ci dice? Guardi, io lo sa bene, ero contro il terzo mandato anche con i sindaci, perché, ma non perché è oggi che ho questa idea, ma l'ho sempre avuta, nel senso che è giusto che oggi un leader di un esecutivo, quindi la prima figura principale di un esecutivo, che è quella che decide, come dicevamo prima, e che giustamente ha un potere, perché io quando sono sindaco, quando sono presidente di provincia, di regione, del consiglio, quindi a livello anche centrale di Roma, e è giusto che posso decidere e posso scegliere, perché quando poi non ci sarò più comunque voglio aver impattato positivamente nella carica che ho ricoperto, e quindi da un punto di vista dare una forza importante. L'altra faccia della medaglia, secondo me, della democrazia è quella che sia comunque limitata nel tempo. Un mandato no, perché in 5 anni comunque, ora che si prendono le misure eccetera e si avviano i progetti, è poco, però 2 mandati, 10 anni, secondo me è un tempo corretto, anche per poi comunque dare spazio ad altre figure, ad altre persone, ad altre persone, come dicevamo. Questo non vuol dire poi abbandonare, abdicare la vita politica, la carriera politica, ma trovare magari uno spazio in altri contesti. Se uno è bravo, sicuramente lo spazio poi riesce a trovarlo. Altri bravi, che questa è una mia opinione che ho sempre avuto, e non dipende di certo dal fatto di questo periodo storico, dove magari uno può dire ma quello di Fratelli d'Italia, quindi gli va bene così perché è il momento. No, questo effettivamente è un pensiero che ho sempre avuto e continuo a portarmi dentro. Terzo mandato comunque sembrerebbe, da quello che mi risulta, che non sia nell'ordine del giorno, ecco. Se posso fare una battuta? Prego. Visto che insomma ormai non è che il consigliere ambisca al ruolo di presidente della regione. Non si sa mai, il partito che decide è quello che si capisce. E nella stanza dei bottoni romani si deciderà il futuro presidente della regione, o sbaglio? Sarà là che si deciderà. Ma come è stato deciso l'altra volta, la volta prima, sarà deciso anche questo in base ovviamente a quello che arriva dai territori e alle varie richieste, ognuno nel proprio partito, quello sì. No. Comunque credo che sia corretto fare la gavetta passo a passo, iniziato dalla militanza giovanile, fatto l'assessore comunale, il consigliere provinciale, il vice sindaco, consigliere regionale, quindi insomma continuiamo in questa, ma anche perché poi quando hai un ruolo da ricoprire devi avere anche le capacità e le conoscenze per portarlo avanti in maniera positiva. Lo diciamo bene. Maria, alle segreterie dei partiti, sì, che a noi va anche bene che voi fate la gavetta, però cercate che quando uno arriva a aver fatto una certa gavetta di metterlo nell'elenco, che poi noi diamo la croce, e non mettere delle persone non sappiamo neppure chi sono, cosa hanno fatto. Ecco, il curriculum non sarebbe male di vedere chi è questo eletto da voi, dalle segreterie, perché il cambiamento della legge elettorale non le vediamo. Ecco, saranno calati dall'alto sempre questi nomi, perciò per cortesia mettete delle persone competenti, perché è tutta l'Italia che ve lo chiede. Segreterie, mettete persone competenti. Grazie, pubblicità. Grazie a voi. Sono ragazzi speciali che fanno dei percorsi speciali, che hanno sofferto tantissimo, ma soprattutto dobbiamo parlare di inclusione. Arriva dall'800 il Carnevale d'altri tempi, in programma nel weekend e promosso dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, nella splendida cornice di Villa Margherita Treviso, che diventa sempre più accessibile alle persone.
Sono ragazzi speciali che fanno dei percorsi speciali, che hanno sofferto tantissimo, ma soprattutto dobbiamo parlare di inclusione. Arriva dall'800 il Carnevale d'altri tempi, in programma nel weekend e promosso dall'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi nella splendida cornice di Villa Margherita Treviso, che diventa sempre più accessibile alle persone con disabilità. Questa Villa Margherita inclusiva servirà proprio a questo, a dare un futuro a questi ragazzi che per troppo tempo sono rimasti agli ultimi posti. Mostre, laboratori, giochi e pasticceria che vogliono trasformare la villa in centro nevralgico per le attività rivolte a chi soffre di disabilità, ma anche a tutta la cittadinanza, diventando così un punto di riferimento regionale. Credo che le iniziative che possono essere coltivate qui dentro siano molteplici e naturalmente anche gli investimenti legati a questa villa consigliano di avere più soggetti interessati, però con uno spirito comune, che è quella di mantenere aperta al pubblico e in modo particolare anche a persone con disabilità la fruibilità di questi spazi. Tra gli interventi che il Comune si propone di attuare nell'immediato, la messa in sicurezza dell'intera struttura, tra cui il miglioramento dell'impianto elettrico e la creazione di un ascensore che possa facilitare l'accesso alla villa alle persone disabili o anziane. Inoltre, tra le proposte c'è l'idea di trasformare una delle strutture esterne alla villa in biscottificio che possa dare lavoro ai molti ragazzi diversamente abili, abbinando così la socialità all'attività lavorativa. Il lavoro è una parte integrante, sapere di essere riconosciuti e valorizzati come una parte importante che collabora alla produzione di qualcosa è fondamentale nel significato di vita di una persona. Un appello, un messaggio che lei vuole lanciare a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici? Aiutatemi. Infatti i cittadini mi hanno aiutato e la giunta di Treviso ha chiuso tutto. Ha chiuso tutto perché qualcuno dell'opposizione ha sollevato che mancava qualcosa, una firma o non so cosa, si è chiuso tutto e non si sa più niente. Ecco, io chiederei al sindaco e alla giunta di battere un colpo, visto che abbiamo presentato progetti, abbiamo fatto chiarezza su quello che era il percorso. Specialmente il sindaco Conte si era molto esposto dicendo che non l'avrebbe più chiusa. Adesso è tutto chiuso e noi non sappiamo niente. Ecco, questa non è una correttezza, io lo dico pubblicamente, perché abbiamo anche investito noi come associazione e trovo veramente inqualificabile che non si dia più nessuna risposta. E anche all'opposizione dico, se questo era il problema che avevano a Treviso, questo problema di Villa Margherita, dove era una Villa Margherita inclusiva al massimo, dove loro hanno venuti per anni, nessuno aveva eccepito niente, all'improvviso manca una virgola per loro che deve essere chiarita. Allora io, se battete un colpo, per cortesia, perché se questi sono i problemi che voi avete, noi ne abbiamo altri di più urgenti e meritiamo delle risposte, anche per i volontari che hanno dedicato tanto tempo a queste persone, a queste fragilità, e li avevamo fatti sentire normali. Marino, come c'è che non funziona nel mondo del volontariato, che non ascoltano, che non gli interessa? In campagna elettorale siamo molto gettonati, poi si dimenticano, ecco, quasi quasi si dà anche fastidio se dici qualcosa, se chiedi qualcosa, ma noi siamo trasparenti, non abbiamo niente da vergognarci, cerchiamo di fare del bene. Prego Marino. Sì, io vedo un distacco tra le due posizioni di politiche di destra e sinistra su un tema fondamentale quale il sociale e il volontariato, un tema che deve essere assolutissimamente trasversale, quindi deve interessare sia la parte di sinistra che di destra, e quindi la parte della maggioranza su un ente all'interno di un'amministrazione e la parte dell'opposizione. Quindi su temi così importanti ritengo che le due fazioni devono lavorare insieme per poter dar possibilità alle associazioni, al volontariato di poter lavorare serenamente per il sociale, per aiutare chiaramente il prossimo. Ecco, questo è il mio pensiero.
Un altro pensiero è come coinvolgere i giovani, intrigarli. Noi ce l'avevamo fatto, volevamo fare oltre al biscottificio anche una scuola di giardinaggio. Perché impedire a chi ha voglia di fare, non supportarlo, non aiutare, cercare di sedersi tutti assieme attorno a un tavolo, cercare di vedere la soluzione migliore? Perché vedete, non è questione di maggioranza o di opposizione, è questione di buon senso. Se hai questa sensibilità nel capire che progetto è stato presentato, dove si vuole arrivare e unire le forze. Poi noi avevamo tantissime associazioni, non era che ci fossero solo i veneti schiacciati dalla crisi, avevamo più di 20 associazioni all'interno della villa, ognuno che si occupava del proprio settore. Non le sembra che questa c'è poca sensibilità, anche un po' di arroganza, ecco, da parte di uno e dall'altro? Comando io, faccio quello che voglio io, tu vai fuori e via. Prego Marie. Sì, mi sembra di vedere che il più delle volte l'associazione, qualsiasi associazione viene etichettata, l'associazione ambientalista è etichettata di sinistra, l'associazione tal dei tali etichettata di destra, invece in realtà non è così, perché comunque tutte le associazioni, io parlo della mia, ma vedo anche le altre associazioni, sono composte da volontari di qualsiasi età, ma anche di qualsiasi pensiero, ideologia. Certi ce l'hanno, certi non ce l'hanno, ma all'interno dell'associazione non si deve parlare di politica e quindi la politica deve guardare l'associazione per il bene comune. Francesco da Treviso, ciao Francesco. Buongiorno, Tuzzato. Buongiorno. Qua a Treviso, vicino a Placido, ogni volta per marciapiede devo sempre andare fuori perché parcheggio la macchina sul marciapiede. Hai fatto bene Francesco a segnalarlo, lo dirò a chi di dovere. Dimmi precisamente dove, Francesco. Ogni volta bisogna fare baruffa perché le macchine stanno al posto e non sul marciapiede. Vicino a Placido ogni volta macchine da davanti. Questi giorni ho una gamba che mi fa male e gli ho girato 4 parole a questi qua. Hai fatto bene, è vero, l'ho notato anch'io, hai fatto bene a segnalarlo perché giustamente dobbiamo aiutare le persone che hanno dei problemi e anche voi a casa cercate anche di parcheggiare nella maniera giusta, nel posto giusto, non è che si possa parcheggiare dove che si vuole, però purtroppo Francesco io lo vedo e lo dico tutte le mattine, ognuno esce di casa e si fa le proprie regole, tanto qual è il problema? Vigili pochissimi, forze dell'ordine pochissime, anzi sono anche arroganti se dici qualcosa nonostante abbiano sbagliato, capisci che proprio funziona veramente male. Fate bene a dirlo perché chi di dovere deve anche segnalare come hai fatto tu, però dopo risolvere il problema. Grazie Francesco. Allora sentiamo come ci saluta il nostro Marin, cosa ci dice, che messaggio vuole lasciare qui a Sveglia Veneti questa mattina. Chiaramente ringraziarti per l'ennesimo invito, a me fa sempre piacere essere qui anche perché parlare di associazioni, di sociale, di volontari è importante. Approfitto per ringraziare tutti i volontari perché in realtà danno veramente tempo, rubano ore alla propria famiglia per dedicare di cuore, dedicarsi al prossimo, nel caso nostro, come si diceva prima, di ambiente, sull'ambiente e sugli animali, ma anche i volontari che si occupano di persone, di famiglie, di chi ha difficoltà. Perché? Perché i volontari sono importantissimi per le associazioni sono il vero cuore pulsante della nostra società. Quindi chiudo con il ringraziare, oltre che le associazioni tutte, i volontari per l'importantissimo, il fondamentale lavoro che fanno tutti i giorni a qualsiasi ora e anche nel fine settimana. Grazie Andrea Marin, responsabile provinciale Venezia, Regione Veneto, lei da questa associazione che si occupa del più grande amico dell'uomo e non solo l'unico, ma tanti animali, perché sono tanti gli amici che abbiamo, dall'uccellino al gatto al cane, magari anche all'orso, al lupo, chissà quanti di noi avranno anche magari qualche preferenza. Grazie, pubblicità. Mirella.
presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Thomas Peruzzo, personal trainer, libero professionista, ma soprattutto sentirete questa storia incredibile. Lui ha scritto alla Mirella e Mirella, voi sapete come non ascoltare questa sensibilità, di questa fragilità, ma diventata forte, vero Thomas? Fortissima. Sì, assolutamente sì. E l'ho invitato. Ma saluto anche Franco Danni, presidente Associazione Angeli della Notte di Treviso, un'associazione importantissima, veramente, che è un fiore all'occhiello per Treviso. Però partirei proprio dalla storia di Thomas Peruzzo. Thomas, chi sei e perché sei qua questa mattina? Allora, io sono venuto qua intanto perché mi presento, intanto sono un ragazzo ipovedente che nel 2006 è stato diagnosticato un tumore al cervello, all'encefalo, che mi ha portato purtroppo all'ipovisione, al lesionamento del nervo ottico. E nel 2007 ho avuto una delle operazioni più grandi d'Italia, con 13 ore di operazione a cervello aperto, e diciamo che abbiamo risolto parzialmente il problema, che poi purtroppo nel 2009 c'è stata una ricaduta molto importante che mi ha riportato ad affrontare 30 radio nel luglio del 2008. La cosa non si è risolta, di conseguenza purtroppo ho dovuto sopperire a un altro intervento di 10 ore nel 2009, sempre a cervello aperto, operato all'ospedale Meyer di Firenze, dal dottor Lorenzo Genitori. Che salutiamo allora. Che salutiamo, se mi vede, volentieri. Poi mandiamo il video così. Assolutamente sì, ci terrei. Lui adesso è il presidente di un'associazione e in più è l'amministratore del reparto di neurochirurgia. Grandissimo dottore. Poi speriamo di averlo ospite, faremo il collegamento con te. Assolutamente sì, possiamo chiamarlo. Perché veramente sono persone importanti. Ne sarei veramente fiero e contento di rincontrarlo, e anche perché per me è un angelo lui, perché alla fine è la persona che mi ha salvato la vita. A proposito di angeli. Esatto, esatto. Di angeli. Faccio il collegamento intanto, poi la sezione. Cosa succede? Nel 2009 blocchiamo parzialmente il tumore, quindi di conseguenza c'è uno stallo e tutto sta fermo, e nel frattempo divento ipovedente. Questo succede già nel 2007. Mio papà, praticamente, faccio un attimino un recap, nel 2006 quando mio papà vedeva che non ci vedevo, mi ha detto, ero qua in Veneto tra l'altro perché io ho i parenti qua in Veneto, ho gli zii a Casale sul Sile e i nonni a Favaro Veneto, e di conseguenza il papà vedeva... Vivi dove? Io adesso abito a Treviso, ho abitato in Toscana fino al 2022, ecco. Trasferito a Treviso per una coincidenza di cose che magari, se avete piacere, poi dopo vi racconto. E papà mi vedeva perfettamente che io non vedevo, di conseguenza ha detto, Thomas, qua c'è qualcosa che non va. Mi porta di urgenza, mi diagnosticano qua il problema, e parto subito e vado a Piombino, che è il paese dove abitavo io in Toscana. Io sono nato a Massa Marittima, ma abitavo a Campiglia Marittima, che è il comune della Toscana, nella provincia di Livorno. E mi portano in Toscana e il papà mi portano subito dall'ospedale e vedono che c'avevo una pupilla che era il doppio rispetto a una persona naturale. Di conseguenza il dottore dice, se non operiamo entro 48 ore la persona è cieca totale, se non peggio. Perché? Praticamente il tumore era un tumore all'encefalo benigno, ma con delle cellule maligne. Quindi essendo un punto molto nevralgico del corpo, il cervello, se partiva non ero qua a raccontarvi la mia storia. Invece sei qua. Invece sono qua. Thomas è vicino alla Mirella. Accanto alla Mirella, assolutamente. Di conseguenza torniamo al 2009, quando si ferma tutto il tumore, e fino al 2000 io nel frattempo, collegandomi al discorso della mia attuale attività diciamo di resilienza che ho realizzato con tutte le mie forze, ok? Perché io non ho mai mollato, l'ho fatto sì per la mia famiglia, perché posso ringraziare solo la mia famiglia, ma per
mio papà, mia mamma, che probabilmente mi stanno ascoltando. Che salutiamo. Sì. Ciao papà, ciao mamma. Ma per te stesso? Ma per me stesso. Io ho deciso di riuscire a vincere il tumore perché sono una persona che crede in qualsiasi cosa e una volta che vuole realizzare i propri progetti fa di tutto pur di arrivare all'obiettivo. Allora, prima parte, poi sentiremo anche la seconda. Allora, sentiamo il presidente Dani cosa dice a questo ragazzo che crede in se stesso, crede nella scienza, nella ricerca, nella tecnologia, ma crede soprattutto nel suo futuro, ecco, il futuro che lui si sta creando un po' alla volta, vero Thomas? Esattamente, Prego, esattamente. Presidente. Ma credo, insegnano che chi ci crede a parità di pericoli, diciamo, ha più possibilità di guarire, perché è importante crederci, avere la forza di andare avanti e di non abbattersi, perché tu fai la differenza. Grazie intanto, Presidente. No, stai tranquillo, ce la farai. Allora, sentiamo anche chi è Dani, per chi non lo conosce, è già stato a Sveglia Venti, ma per chi non lo conosce è perché è un'associazione importantissima che abbiamo qui nel nostro territorio. Prego, Presidente. Noi siamo gli Angeli della Notte, facciamo assistenza notturna gratuita a chi ha conclamate necessità. Adesso ci sono sempre meno parenti e a volte anche meno soldi. Negli ospedali? Negli ospedali, l'ospedale Treviso. Noi facciamo 9 ore di notte, abbiamo superato già le 400 ore. È stata fondata da Giuseppe Stefani, persona che abbiamo conosciuto e che salutiamo. Eccezionale, sì. Che ci ha messo in condizione di poter aiutare gli altri. A volte dicono che siamo bravi, vi assicuro che quello che riceviamo dai malati è di più di quello che noi diamo. Siamo oltre 55-56 attualmente volontari. Abbiamo avuto un calo ovvio nel periodo del Covid perché stavamo entrando proprio in geriatria. La sera che ci hanno detto no, da stasera non puoi più lavorare. Adesso abbiamo ripreso a pieno ritmo, stiamo facendo i corsi per i nuovi volontari e dedichiamo molto volentieri le nostre ore notturne ad aiutare gli altri. È bello. La nostra associazione ha la fortuna di aver avuto delle basi solide, di essere tutti che ci credono fortemente. Lo facciamo veramente volentieri, perché sennò, quando io da Presidente ricevo le richieste dalla direzione sanitaria, quando chiamo i volontari, se non possono mi dicono sono impegnato, ma se no lo fanno col cuore, volentieri, ed è bello vedere l'entusiasmo che ci mettono. Vi assicuro che è bello vedere il vero volontariato. Allora, cosa ne pensa, Presidente, anche di queste aggressioni? Anzi, andiamo a Venezia, andiamo a vedere questa aggressione al pronto soccorso. Un'altra aggressione nell'ospedale all'Angelo. Verso le 8:30 le forze dell'ordine sono intervenute nella sala d'attesa del pronto soccorso Mestrino per calmare un paziente cinquantenne di origine straniera che aveva dato in escandescenze, minacciando e aggredendo verbalmente gli operatori sanitari, esibendo anche uno scalpello poi riposto nello zaino. Un episodio che avviene a pochi giorni di distanza da quello di domenica scorsa, ma che, specifica la direttrice della struttura, è molto diverso. Un evento decisamente diverso da quello di domenica. Allora, il paziente era qui da noi da ieri all'1:30, è un paziente che abbiamo valutato per patologie di tipo respiratorio, è però un paziente psichiatrico e quindi come tale ha avuto anche delle reazioni che vediamo spesso nei pazienti psichiatrici. Lui è stato da noi tutta la notte, stamattina era in fase di dimissione, c'è stato questo momento in cui lui ha avuto degli atteggiamenti verbali nei confronti del personale piuttosto aggressivi, ma che ci stanno nel quadro della sua patologia. L'uomo non voleva andarsene per via del freddo e perché evidentemente si sentiva più sicuro a restare lì. Non abbiamo avuto danni di alcun genere, gli operatori hanno saputo gestire benissimo anche perché non c'è stato sostanzialmente niente di particolarmente grave, per cui tutto nella norma. Il cinquantenne, di cui non risultano precedenti accessi, è stato poi ricoverato nel reparto di psichiatria. La direzione però evidenzia l'importanza del protocollo siglato con le forze dell'ordine. Il personale è sicuramente molto più allerta, lo stiamo anche preparando perché abbiamo fatto tutta una serie di formazioni relative all'approccio al paziente che ha un atteggiamento aggressivo, violento. È chiaro che c'è un altro aspetto che è quello della collaborazione con le forze dell'ordine che si è intensificato
privata, motivo per cui abbiamo comunque un protocollo che prevede che noi li allertiamo prima che ci troviamo in una situazione molto grave, quello che è successo stamattina, per cui loro sono stati chiamati in via anche preventiva, nel senso che loro arrivano, è sicuramente un rinforzo per gli operatori di protezione, ma anche per i pazienti. Ma sulle aggressioni sempre più frequenti interviene ancora una volta il sindacato. È una situazione che ormai sta andando fuori controllo. Da parte della UIL la massima solidarietà al personale, a chi ci lavora, a chi sta dando l'anima per salvarci la vita, non dimenticando i momenti esemplari di questo personale, e nello stesso tempo chiediamo all'istituzione di mettere più controlli, più carabinieri, più attenzione in questo mondo che sta cambiando e purtroppo fa diventare aggressive le persone. È stato arrestato l'italiano di 59 anni che ieri mattina ha aggredito andando in escandescenza i sanitari del pronto soccorso di Vicenza perché, a suo dire, al termine di una visita le cure e le diagnosi ricevute non sarebbero state coerenti col suo stato di salute. Attualmente l'uomo è ristretto in una delle camere di sicurezza della questura in attesa dell'udienza di convalida. Una misura restrittiva inedita per Vicenza che soddisfa il personale infermieristico. Qui a Vicenza è la prima volta che viene applicata la nuova legge che è stata approvata lo scorso ottobre, che prevede l'arresto di chi agisce con violenza nei confronti del personale sanitario, in questo caso insomma in flagranza di reato. La legge prevede anche in flagranza di ferita. Cosa significa? Che anche a distanza di tempo le forze dell'ordine possono agire nei confronti di questi criminali che mettono le mani addosso agli operatori sanitari. A farne le spese più gravemente un'infermiera percossa e raggiunta da un violento pugno, immediatamente è stata soccorsa dai colleghi. La collega chiaramente è scossa, è amareggiata per quello che è successo, ma allo stesso tempo è anche determinata, una volta ripresa, a riprendere servizio e a garantire quindi tutto quello che facciamo noi infermieri quotidianamente, a garantire il diritto alla salute, diritto sancito dalla Costituzione. Ha subito sicuramente un colpo di natura traumatica, ecco, diciamo così, allo stesso tempo ha subito anche un colpo di natura psicologica, perché ripeto, noi infermieri nel momento in cui andiamo in reparto ad assistere i nostri pazienti lo facciamo non aspettandoci chiaramente episodi di violenza nei nostri confronti. L'ennesima aggressione in sanitaria ha però riportato alla ribalta alla cronaca il fenomeno. Per scoraggiare questo tipo di comportamenti è stato predisposto un presidio di vigilanza privata, ma non basta. In Consiglio Comunale è prevista la discussione del ripristino H24 anche della Polizia di Stato, attualmente presente solo in alcune fasce orarie settimanali. C'è una proposta, so che c'è un'interlocuzione e so che c'è a gran voce una richiesta di un posto di polizia aperto H24, anche perché la nostra collega non solo è stata aggredita, non solo ha subito dei danni fisici, ma si è dovuta recare di persona in questura, quindi allontanarsi dal luogo di lavoro per poter sporgere denuncia e per procedere con tutte quelle che sono le azioni successive a questo episodio. Quindi ciò che chiediamo a gran voce è una tutela ed è quello di poter lavorare in sicurezza. Penso che sia la base. Allora, Presidente Danni, come commenta questi due servizi? Lei quasi vivete all'interno di ospedali con i volontari, com'è la situazione? Ho avuto la fortuna di aver girato il mondo e io penso che la libertà non è mai troppa, quello che è troppo è l'uso sbagliato dell'eccesso di libertà che abbiamo. Ho studiato anche il problema degli ospedali, perché noi volontari di Angeli della Notte, sui corsi che facciamo di aggiornamento, facciamo anche dei corsi sulla realtà ospedaliera, tipo soprattutto pronto soccorso, dove c'è il primo impatto con la gente e pertanto si dice sempre più polizia, più tutti, sono d'accordo, però io lavorerei di più sulle persone che sulla polizia. Cioè, se aiutiamo le persone a prevenire e non a curare dopo, forse ci sarebbe una riduzione di attentati. Cercare di capire la gente non è facile, non è matematica, è sociologia, è psicologia, però secondo me bisogna lavorare molto di più sulle persone. E lo dico perché seguo anche in questi giorni ragazzi che mi sono dati in affido dal tribunale di minori e vedo i problemi di quelli che chiamano Maranza o i giovani. Io ce n'ho adesso uno di seconda generazione e vedo i problemi che hanno. Sto cercando di dialogare assieme per capire i problemi, perché fanno quello che stanno facendo fuori, perché si drogano, e cerco di capire, perché se non capisci le cause non puoi curarle. Bisogna studiarle a fondo, capirle e intervenire sulle cause che generano certi
comportamenti. Sentiamo cosa ne pensa Thomas Peruzzo di quello che ha detto il presidente Danni, ma soprattutto io vorrei leggervi cosa mi aveva scritto Thomas. La prima parte l'avete sentita, poi lui aggiunge: non ho avuto un'infanzia come tutti i miei coetanei, non ho mai potuto fare sport di gruppo come il calcio, non ho mai potuto avere il motorino e tantomeno la patente. Ho iniziato ad andare in palestra, non pensavo mi appassionasse, ma ne ho fatto uno stile di vita. Io ed un mio amico nel periodo del Covid abbiamo fatto nel garage di casa mia in Toscana una palestra con gli attrezzi fatti a mano da mio papà. Purtroppo il mio troppo sport e la dedizione messa per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati mi ha portato ad avere una ricaduta, un versamento all'interno del mio cervello. Però tu avevi già capito che forse lo sport, queste discipline sportive potevano aiutarti nel percorso che avevi intrapreso, un percorso anche molto pericoloso e forse molto difficile, penoso anche per te. Eppure quanto è importante credere anche in una disciplina sportiva, Thomas? Ma io ritengo che sia fondamentale più che importante, nel senso, io per me lo sport ad oggi è una cosa fondamentale, ricredere in un obiettivo, credere sia nella vita di tutti i giorni, perché un obiettivo nello sport è un obiettivo prefissato anche nella vita, quindi nel senso io, ricollegandomi al presidente, non ho avuto l'infanzia di tutte le persone, perché purtroppo nonostante abbia avuto comunque degli amici che mi hanno dato sostegno in Toscana, quando abitavo in Toscana, però purtroppo come ha letto la Mirella, purtroppo non ho potuto avere il motorino e non ho potuto fare tutte quelle cose che fanno i ragazzi di oggi. Diciamo, a me mi è sempre stato detto dalle persone più adulte di me, che magari con un'esperienza più importante, tu sei cresciuto prima rispetto hai acquisito la realtà dei fatti della vita prima rispetto ai ragazzi della tua età. Quanti anni hai adesso? Io adesso ho 23 anni. Perciò capite cosa sta dicendo. Prego, Thomas. E quindi diciamo che quando vedevo i ragazzi, come diceva il presidente, che fumavano la canna o facevano i furbetti in città, io ci soffrivo tantissimo, perché per me era vedere delle persone che magari avevano il potenziale, perché effettivamente tutti noi abbiamo del potenziale, nessuno escluso, e vedere persone che diciamo, passami il termine, bruciano in questo modo, è un peccato. È un peccato, Presidente, se sei d'accordo con me, quindi di conseguenza io vedere proprio delle persone che si mettono in delle condizioni che non sono ottimali per la società, perché alla fine noi viviamo in una società dove tutti siamo uguali e dove tutti dobbiamo adambire a qualcosa, e sicuramente non è quello di fumarsi una canna. Non è quello di fumarsi una canna, però non è che, diciamo, questi ragazzi che molte volte, quasi sempre, dico io, non è per colpa loro che finiscono su questi percorsi distruttivi, forse dobbiamo più cercare di ascoltarli, di prenderli per mano. Assolutamente. Perché io capisco la comunità, il problema è quando esce questo ragazzo dalla comunità, chi lo accoglie, è già etichettato, perché noi mettiamo l'etichetta, hai detto anche tu, tu sei Thomas Peruzzo, ma sei ipovedente, non serve dirlo, sei Thomas Peruzzo e basta, quello è un problema tuo che stai risolvendo da te, noi invece mettiamo le etichette, e prima i disabili, io lo dico sempre, li chiamavamo mongoloidi, di tutto e di più, delle parole incredibili, invece di chiamarli per nome e cognome, ma ancora adesso lo facciamo, non è che abbiamo fatto dei passi avanti, perché noi siamo bravi a mettere le etichette. Un ragazzo spaccia magari per la prima volta, diventa subito uno spacciatore, uno ruba per la prima volta, diventa subito un ladro. Noi facciamo fatica a pensare alla persona, di pensare a quello che può esserci dietro questo gesto. Ecco, questo ascolto che non c'è, poco. Ecco, noi abbiamo un popolo del mondo del volontariato diversamente giovane, come mai ci siamo posti la domanda, come mai non riusciamo a intrigare abbastanza i ragazzi per avvicinarli al mondo dello sport?
oppure anche a qualsiasi mondo del volontariato. Eppure sono anni che andiamo nelle scuole, che leggiamo la letterina, noi siamo... Secondo te, Thomas, cosa bisognerebbe fare per intrigare di più questi ragazzi? Io ad esempio prima ho chiesto al consigliere Tommaso Razzolini, che avevo ospite, che io sono favorevole al voto ai sedicenni. Io darei il voto ai sedicenni perché non è che siano tutti dei sprovveduti, abbiamo delle bravissime persone, non capisco ormai nel 2025 che differenza tra i 16 e i 18, poi vorrei capire, come ho detto prima, se quello di 50 o di 40 ha proprio le idee chiare su quando va a votare e sa cosa vota, però c'è questa barriera, questi paletti, mentre in altre realtà d'Europa il voto viene dato ai sedicenni. Tu cosa ne pensi, Thomas? Allora, sul discorso di cosa possiamo fare, diciamo, per aiutare proprio le persone, diciamo che appunto lo sport, io mi ricollego al mondo dello sport perché è il mio mondo, ok? Di conseguenza me la sento vicino a me. Di conseguenza lo ritengo sia fondamentale perché semplicemente ti dà uno sfogo sotto tutti i punti di vista, nel senso comunque viene visto un po', lo sport è anche importante perché comunque ti dà lo sfogo giusto per magari problematiche, magari durante la giornata, che non riesci... accumuli dello stress e lo sport comunque ti svia. E questa è una cosa fondamentale, perché ai giorni d'oggi persone della nostra età, della mia età e più piccoli e anche persone più adulte, mi collego a tutta il target di età, nessuno è escluso a nervosismo, a stress, eccetera, eccetera. Quindi anche e soprattutto per i ragazzi di oggi lo sport deve essere uno sfogo. E poi soprattutto io punto a questo, è il fissarsi un obiettivo. Io mi collego tanto a questo perché secondo me ad oggi è la cosa più importante che una persona può avere. Quindi lo sport lo vedo come una forte cosa. Vediamo anche delle foto di Thomas che diamo alla regia, il nostro bravo Renato Capoglia, le foto che così, ecco, facciamo capire chi è questo trainer, perché lui è un trainer, prego. Qui cosa stiamo vedendo? Chiedo scusa, ma non riesco a vedere. Ecco, noi stiamo vedendo delle foto che tu hai mandato naturalmente, lo dico anche al Presidente Danni, di questa palestra che tu hai messo in piedi per fare gli allenamenti. Hai mandato delle foto che naturalmente lui non riesce a vedere, ma il Presidente Danni le sta vedendo, le sta guardando, e anch'io e anche voi a casa, per far capire l'importanza e l'impronta che questo ragazzo sta cercando di dare proprio come trainer, per avere anche la possibilità a far esprimere ad altri ragazzi questa che è anche la loro depressione interna, questa rabbia che hanno dentro, che magari in palestra si può veramente sfogare. Cosa ne pensa Dani? È bravo per Thomas, vero? Thomas è eccezionale, diciamo. Io dico sempre if you want you can. Se vuoi le cose le fai. Thomas lo vuole, le fa, e aiuta molto anche a lui fare le cose, perché tanto dà soddisfazione e poi è utile quello che sta facendo. Io ho vissuto nello sport per tanti anni e vedo che lo sport, se gestito bene, è una cosa eccezionale per i giovani, insegna la disciplina, insegna a impegnarsi, insegna il sacrificio, insegna la squadra, vivere in squadra, ed è importante. Abbiamo Roberto da Ferrara, salutiamo anche Ferrara questa mattina. Ciao Roberto. Buongiorno, io ho appena acceso la televisione così e ho sentito che dicevi che avresti dato, se ho capito bene, la possibilità di votare ai sedicenni, ho capito giusto? Sì, hai capito benissimo. Mi senti Roberto? 60 anni? Non capisco come possano... A parte che la politica adesso è veramente non c'è, va solo a soldi, chi paga di più e basta. È tutto un rimpallamento, perché quando c'è solo al potere fanno quello che vogliono, quando invece c'è prima di andare su dicono le cazzate che dicono, capito? Come adesso Conte per esempio sta prendendo in giro la Meloni, che dice che è sbagliato tutto, che stanno sbagliando, quando c'era lui invece era la stessa cosa. Allora quando uno è in posizione dice una cosa e quando invece è al potere ne dice un'altra. Allora io volevo sapere, a parte questo, non hanno capito niente, 50 anni, 60 anni, quelli di 17 anni sarà un po' più difficile.
Le do una buona giornata e arrivederci. Grazie, abbiamo sentito anche la riflessione del nostro caro telespettatore, ognuno fa le proprie riflessioni a casa, io ho molta fiducia nei giovani, li vedo anche molto preparati, purtroppo quello che arriva è sempre questo albero che cade, non la foresta che cresce, e questo fa molto capire che forse qualcuno, il motto dividi e t'impera va molto bene a mio avviso, perché come dice anche Thomas, specialmente anche chi cresce molto in fretta o per malattia o per situazioni anche molto gravi in famiglia, forse più avanti di quello che pensiamo e ha le idee più chiare su quello che vorrebbe per il proprio futuro, per il proprio benessere. Cosa pensi, Thomas? Assolutamente sì, io racconto la mia storia perché ovviamente ho il mio esempio, però ne ho conosciute di persone anche all'interno dell'ospedale che ho incontrato nel 2007 e anche nel 2009 che vedevi che crescevano in maniera completamente diversa, quindi ecco, persone così io ho conosciuto nella realtà dell'ospedale, ma penso che fuori ce ne sia moltissime altre casistiche di persone che come me sono cresciute prima rispetto al... Le porto un esempio proprio di oggi. Io ho sempre avuto amici più grandi di me perché appunto riuscivo a relazionarmi in maniera diversa. Perché tu eri più cresciuto. Ero più cresciuto, quindi magari quello che affrontavo, l'argomento che affrontavo con il ragazzo della mia età magari non era quello che io desideravo realmente, di conseguenza appunto mi confrontavo e tutt'oggi ho degli amici più grandi di me, ne ho pochissimi nella mia età. Okay. Ascolta Thomas, amici, hai più amiche o amiche? Hai più persone femminili con una certa sensibilità oppure hai persone senza dividere? No, ho più amici del sesso maschile in questo momento perché appunto sono le persone strette che mi tengo, quelle che si contano sulle dita di una mano, no? Alla fine, Mirella. Trovo un amico, trovo un tesoro. Che trovo un amico, trovo un tesoro, esatto. Io ho sentito... Ne hai trovati 2 o 3 tesori? 2 o 3 tesori ho trovato. In vita mia ho trovato 3 tesori. E quindi sì, ecco, diciamo che sono quelle persone che ti tieni, che ti valorizzano e conoscono il tuo problema, nel mio caso, e ti danno una mano. Sono quelle che sono fondamentali anche per credere. La cosa che ti ha fatto più arrabbiare nel tuo percorso e quella che ti ha reso più felice, Thomas? Durante questo percorso anche molto problematico, molto doloroso, ecco, quello che ti ha fatto più male e quello invece che veramente ti ha detto vai avanti, Thomas. Allora, parto da quello che mi ha fatto più bene, diciamo così. Capovolgiamo. Dal migliore partiamo. Dal migliore è stato tutte le persone che mi sono state a fianco, quindi la mia famiglia. Cioè io ho fatto tutto per la mia famiglia, mio padre e mia madre e mia sorella, che anche lei è a casa, e di conseguenza l'ho fatto per loro e poi di conseguenza per me stesso. Le cose che mi hanno fatto più male sono le offese che ho preso dalle persone. E ne ho subite tante di offese, non ho mai mollato perché a me non mi interessa delle offese, io sono così, non ho deciso di essere così, ho avuto purtroppo un incidente nel percorso di vita e mi ha portato ad essere così, punto. Non è che c'è tanto da girarci intorno. Ho preso tante offese. Ma le offese, diciamo, più a scuola, durante il percorso scolastico, oppure in generale? Ma durante il percorso scolastico e anche al di fuori. Non me le aspettavo, ma l'ho presa anche al di fuori, da persone molto più adulte di me. E persone che erano a me vicine e che purtroppo non hanno valorizzato le persone. Thomas, un'altra ragazza ospite qui a Sveglia Veneti con il problema che hai tu, ipovedente, la quale ha detto che un giorno in un parcheggio appunto lei cercava di passare e c'era questo impedimento con una macchina e questo signore è uscito e gli ha detto ma stai a casa, non vedi che intralci anche la quotidianità degli altri, ma vergognati, stai a casa. E quello che mi ha colpito che lei ha detto in quel momento io non mi sono sentita per niente umiliata, non mi sono sentita neppure offesa,
anzi secondo me l'imbecille era proprio questa persona che non valeva neppure la pena che io rispondessi, esatto, o che facessi un problema nel mio percorso di ritorno a casa, perché questo non aveva proprio capito niente, era lui il fragile, di sicuro non io. Ecco, saper superare, Dani, questi ostacoli con queste persone meravigliose che abbiamo la fortuna di ascoltare, che riescono a superare l'asticella e vedere che forse dall'altra parte c'è un mondo migliore. Dobbiamo veramente premiarli, Prego. Allora, io sono convinto che il saggio e lo stupido ci siano dappertutto, in percentuali diverse per fortuna. Credo che in certe occasioni come quelle che ha appena detto Thomas, il fatto di il fatto di reagire è sbagliato, perché quando uno parte con l'idea sbagliata è difficile fargli cambiare idea. Meglio lasciarlo andare, perché è la cosa migliore. Esatto. Perché se uno avesse un briciolo di intelligenza non avrebbe nemmeno avuto quelle reazioni. Diciamo che io a volte non le capisco certe reazioni, forse sono io troppo moderato. Io penso che sia la cosa migliore quello che ha detto il Presidente, perché alla fine siamo tutti qua e bisogna aiutarci. Se c'è una persona in difficoltà, ok? Nel caso della ragazza che hai detto tu, ma li ho incontrati anch'io, ma non mi tocca ormai la cosa, non mi tocca. Lei ha detto non è un mio problema, è un suo problema, esatto, quello. Perché è lei che mi ha offeso, è lui che mi ha offeso, sì, quella persona che sia. Quindi io lo prendo con leggerezza, io vado per la mia strada, magari certe volte anch'io per esempio camminando per le strade mentre vado al lavoro, perché io per esempio ho 2 lavori in questo momento e mi faccio tutti i giorni 3 chilometri dall'azienda dove lavoro la mattina alla mia azienda. E magari mi fermo perché ho il sole contro, magari ho un riflesso negli occhi che non riesco bene a vedere e di conseguenza cosa faccio? Magari le persone dall'esterno vedono ma cosa fa quello? Ma non mi interessa, io sono fatto così e vado avanti per la mia strada, comunque arrivo alla meta. Ci metto un po' di più, arrivo alla meta. Sentiamo la meta che si è prefisso il Presidente Danni, quale meta sarà nel 2025, Presidente degli Angeli della Notte? La mia è impossibile perché io vorrei sempre salvare il mondo e da solo non ce la faccio, però diciamo che la meta è quella di incrementare la cultura del volontariato. I nostri volontari fanno ogni anno i corsi di aggiornamento, vorrei che tutti capissero cosa vuol dire fare volontariato. Una volta dicevano che chi fa volontariato è uno proprio da scartare perché non ha niente da fare. Invece è l'inverso, è che chi fa volontariato è che ha una testa, crede nel prossimo e lo fa perché ci crede. Chi pensa che invece chi fa il volontario sia un mezzo fallito vuol dire che non ha capito niente. Presidente Danni, un'altra cosa importante che dobbiamo anche capire, io ieri ho mandato queste immagini, vediamo poi se la regia riesce a mandare proprio un pezzettino, perché forse abbiamo la memoria troppo corta. Ecco, sono passati 5 anni proprio l'altro giorno da questa pandemia, abbiamo sentito un qualcosa, ma io sono convinta che non abbiamo detto abbastanza grazie a tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, soprattutto anche nelle RSA che hanno rischiato la vita, molti sono morti per salvare la nostra vita, per salvare i nostri cari e purtroppo abbiamo la memoria troppo corta. Allora vediamo se riusciamo a vedere 2 minuti di questo grazie, perché non fa mai male a rivedere il grazie che noi diciamo a tutti questi operatori, ma veramente di cuore li abbracciamo. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few
to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Presidente Danni, un video molto commovente, un ringraziamento è dovuto a tutte quelle persone che non ci sono più, a quelle che sono riuscite a superare questo incredibile incubo, a questi familiari che ancora soffrono per queste perdite improvvise, e forse abbiamo la memoria un po' troppo corta, forse qualcuno di noi ha anche una certa politica, meglio rinfrescargliela ogni tanto. Cosa dice Presidente Danni? Ma è che finita la pandemia si sono dimenticati tutto di quello che hanno fatto, perché non è un lavoro, è una missione in questi casi qua. Se lo fai col cuore lo fai, se no non puoi fare queste cose qui se non ci credi, se non le senti, perché se no uno guarda l'orario e dice no, io devo andare via, non me ne frega niente. E invece lo fanno col cuore, come lo fanno i nostri volontari. Com'è la situazione all'interno degli ospedali, nelle corsie in questo momento, questi medici con questi turni pazzeschi, infermieri lo stesso? Guardate che qualcuno per andare a bere un caffè ci deve pensare 1000 volte, delle volte non riescono neppure ad andare. Dobbiamo per forza dire grazie a queste persone, dobbiamo ricordarci di quello che quando stiamo male andiamo là. Prego Presidente Danni. Non vedo tensioni, vedo la gente sempre tranquilla. C'è una teoria che mi hanno insegnato anni fa, una delle persone che lavorava dentro, e ha detto: qui dentro la gente viene perché sta male, dobbiamo trasmettere felicità, allegria, sì, nel limite consentito, e non essere tristi e non fargli pesare i problemi che hanno, perché siamo noi che dobbiamo trasmettere serenità, perché qua dentro hanno bisogno di serenità.
Io ho avuto una fortuna enorme perché sono andato in seconda chirurgia una notte quando mi ha chiamato la direzione sanitaria e ho trovato un ambiente, peccato star male, perché è veramente eccezionale, sereno, tranquillo. Avevo un ragazzo che non ha mai parlato, non so se fosse disabile, che l'ho rasserenato, tranquillizzato. La notte dopo ho accompagnato un altro volontario, ho detto guarda che vado via, sai, adesso stai tranquillo, che mi ha preso una mano e mi ha baciato. La presa del volontario è una cosa, guardate, non ci sono soldi che possono ripagarla. Thomas, tu che hai fatto dei percorsi molto importanti, dolorosi all'interno degli ospedali, cosa vuoi dire? Ecco, che messaggio vuoi dare questa mattina? Io, tornando al volontario, grazie al volontariato, mi ricordo perfettamente, c'era tipo, per esempio, mi è stata una grossa mano, nel senso, per esempio, c'era un'associazione a Firenze che erano tipo un team di pagliacci che venivano Pagliacci di corsia sono di qui a Treviso, sì. Esatto, e mi portavano, siccome era una delle operazioni più grosse quasi d'Italia, di conseguenza ero stato preso un po' a cuore, perché vedere alla fine uno scricciolino con una testa aperta non è proprio il massimo che puoi vedere. Il massimo che posso vedere. Di conseguenza mi hanno preso a cuore e venivano a ci facciamo due risate. Ti coccolavano? Mi coccolavano, sì, assolutamente. E poi siamo rimasti amici, e adesso poi purtroppo lei ha avuto non so se dell'impegno o delle malattie, non ho più saputo, però comunque diciamo che grazie ai pagliacci di corsia sono stati sempre sorridenti, sempre... Ascolta, questi chirurghi, questi medici, quando tu entravi in queste sale operatorie devastanti, perché appunto avete sentito che interventi di ore e ore e ore, ecco, cos'è che notavi? Cioè lo sguardo che questi... Serenità. Serenità. Cioè, il dottore non ti poteva... Cioè, quando mi ha operato il dottor Genitori, ha preso mia madre e mio padre prima dell'operazione, prima di iniziare l'operazione. La seconda operazione me la ricordo perfettamente perché la prima un po' meno perché ero KO, però la seconda me la ricordo perfettamente alle 8 di mattina. Papà stava arrivando da casa perché mio papà, io la casa sotto Livorno abitava a 150 km di distanza, correva, il papà però purtroppo non è arrivato prima dell'operazione, quindi io volevo salutarlo papà prima dell'operazione, però non ce l'ho fatta. Però sono ancora qua. Vabbè, ma sei qua che esatto. Dai, Tom, posso vederlo tutti i giorni. Adesso lo saluti tutti i giorni, 24 ore al giorno quasi, è vero? Esatto. E poi? Guarda che si sta commuovendo Dani, guarda, vedi, perché vive le situazioni, è quello. Prego, Thomas. E cosa ho fatto? Il papà praticamente ha preso mia mamma e l'ha portata di là in una stanzina e poi quando è appena arrivato mio papà ero già dentro. Sì? Gli ha detto... Ti stavano preparando? Sì, mi stavano preparando. Quindi il papà e la mamma non vedevano, ok? E gli ha detto ci credete a quello lassù? E il papà gli fa sì. E la mamma sì. E fa perché uscite da qui, non piangete, adesso andate via dall'ospedale, andate a mangiare dove vi pare, fate quello che volete. Thomas è in mani sicure e di conseguenza, finita l'operazione, vi richiamiamo e voi venite qua. E Thomas era. Thomas non mollerà mai. Thomas non mollerà mai. Questa carezza del presidente Dani la dice lunga su quella che è la sensibilità di questo presidente che vive le situazioni e che Thomas riesce a raccontarle con l'animo sereno. Ecco, questo animo sereno perché c'è qualcosa dentro di lui che lo fa andare avanti, che anche la fede. Quanto importante è la fede? È importante credere in qualcosa, in qualcuno che sta sopra di noi è importante. Di conseguenza, ecco, nel caso del papà e della mamma, diciamo, in quelle situazioni là ci sono due strade nelle coppie dei genitori. O la strada più sbagliata, che io ritengo più sbagliata, che è la divisione, o l'unione totale, assoluta. Infatti i miei genitori sono ancora 41 anni che stanno assieme, 38 di matrimonio e sono ancora uniti tantissimo. E io vivo per loro anche, vivo per la mia famiglia. E soprattutto hai fatto bene a ringraziare, perché se tu sei così è anche merito loro. È merito loro di questa crescita che loro hanno saputo fare, questa semina continua
su questi ragazzi, su questi figli, e poi vedete che pianticelle sono cresciute, sono delle pianticelle meravigliose. Chi non vorrebbe avere un figlio così, Presidente? Chi non vorrebbe avere un figlio così? Ecco, soprattutto per far capire che questo è il nostro futuro. Per quello la Mirella punta molto sui giovani, Presidente. Io ci credo anche a quelli che si comportano male, a questi Maranza. Io ho avuto 2 fidanzatini, Thomas, perché ho fatto il San Valentino un po' particolare. Ho iniziato con 2 bambini, uno trapiantato di 7 anni, Tommaso, tra l'altro, con la cuginetta. Ha detto Tommaso che aveva anche la fidanzatina che si chiama Costanza, ha mandato anche i bacini. E poi ho avuto 2 diversamente giovani, una coppia che è arrivata qua, come i tuoi genitori, di matrimonio lunghissimo. Sì. E poi ho avuto 2 fidanzatini. E loro hanno parlato, questo ragazzo, specialmente di Maranza, che ha detto: guardate che nessuno è cattivo, basta prenderlo, basta intrigarlo con qualcosa che lui ci creda, che può essere la moda, la pittura, la musica. Intrigarlo, vedrete che diventeranno tutti dei buoni ragazzi, perché sono nati così. Poi il percorso è stato diverso, ma se li prendiamo, li recuperiamo. Tu ci credi, Thomas, a quello che ha detto sì, assolutamente. Gabriel? Sì, ci credo, perché alla fine io vedo una cosa: quando le persone sono in gruppo, sono in un modo. Se tu prendi la persona singola, sono altre persone. Condividi? 100%. 100%. E quindi questa cosa qua ti dispiace perché alla fine magari se tu prendi la persona da solo e ci parli, magari ci stai anche bene. Però quando sono in gruppo si creano queste situazioni così un po'... Farli venire magari in palestra da te, cosa dici? Ecco, indirizzarli su questa attività fisica che può far molto bene, perché come dici tu, la rabbia deve uscire, perché il problema è che loro, a mio avviso, Thomas, e poi voglio sentire anche il Presidente Danni, questa rabbia la tirano fuori nella maniera sbagliata. Invece di tirarla fuori nella maniera giusta, la tirano fuori nella maniera sbagliata e succede il disastro, perché poi ne fanno di tutti i colori, e poi deve pagare anche la comunità perché fanno degli atti di vandalismo incredibili. Se invece questa rabbia viene un po' manipolata, diciamo, ecco, viene un po' accompagnata e portata nel percorso giusto, che può essere anche una disciplina sportiva, ma anche nella scuola. Ti devi impegnare, devi staccare la spina, eppure ne abbiamo tantissime. È possibile che nessuno possa scegliere quella che secondo lui è più orientata? Cosa ne pensi? Tu, Thomas. Ok. Sicuramente appunto l'attività, appunto, però devi prendere la persona sul singolo, non puoi lavorare con la collettività, perché in questi casi qua, in questi casi qua, sto facendo io, perché con la collettività non riesci a ottenere un risultato. Non riesci a ottenere il risultato. E secondo te si possono recuperare questi ragazzi? Il singolo sì. Io sono dell'idea, il singolo sì, dell'idea. Però devi staccare dalla collettività. C'è un scrittore spagnolo che ha studiato a Firenze, fra l'altro, che ha scritto un libro, Felice se lo vuoi, e dice: io ti insegno tutto, come fare, come riuscire, però alla fine solo se lo vuoi tu ci puoi riuscire. Io posso insegnarti, ma non serve, anche perché un altro detto dice: se non sai in che direzione andare, nessun vento è favorevole. Io lo ributto nel mondo dell'attività mia sportiva, che appunto io ho la palestra personal, e io dico sempre alle persone: io ti posso insegnare, ma se tu non credi nell'obiettivo di migliorare te stesso, io non faccio niente. È tempo buttato via. Non è solo la palestra, è qua, no, è testa. È qua che deve partire. Diciamo la stessa cosa. Stessa identica cosa. Senti, Presidente Danni, questa primavera cosa farete? Si apre una bella stagione, ecco, gli obiettivi, cos'è che vuole chiedere questa mattina? Ecco, l'importanza di avere anche questi ragazzi, questi giovani accompagnati da voi, da persone anche competenti, che hanno fatto anche dei percorsi di formazione anche molto importanti, perché io dico sempre che la formazione va fatta, Presidente Danni, sono d'accordo, però bisogna vedere anche chi fa cosa, cioè non è che la formazione la dobbiamo fare tutti, perché sotto c'è un business enorme, io lo dico sempre, ma lo dico io.
dobbiamo sapere tu cosa fai, ecco, dove sei indirizzato e che formazione puoi fare. Ecco, cosa dice? Forse dobbiamo anche dividere, capire chi siamo e cosa facciamo. Ecco, Volontari Insieme dovrebbe fare anche questo, capire chi sono le associazioni, indirizzarle, ecco, chi è più attrezzata e adatta per fare dei percorsi e altre no. Prego, Presidente. C'è una cosa di fondo che insegnano, che non bisogna fare i presidenti a vita, non è che tu devi morire con la tua associazione, bisogna lasciare spazio agli altri, insegnare agli altri, è quello che noi stiamo facendo nella nostra associazione. Per quanto riguarda il volontario o i presidenti, a volte non sono preparati per fare il lavoro. Io ho avuto la fortuna di fare un anno di università del volontariato, ho fatto un short master per cercare di capire di fare meglio le cose. Non mi piace farle se non le conosco, perché rischi sempre di sbagliare. Io non posso mettermi qui a fare il presentatore, con tutto rispetto, perché non ho la sufficiente preparazione per farlo. Allora, o abbiamo l'umiltà di aspettare i 2 o 3 anni, il tempo necessario per imparare le cose, o inutile improvvisare. Non si può, non si può. E qui ragazzi è la stessa cosa. Thomas ha centrato l'obiettivo, perché i genitori sono la base di tutto, e io l'ho riscontrato nei miei casi dove ho seguito i ragazzi che uscivano dal carcere minorile, e io ho fatto una scelta di vita, ma è mia, ho scelto cosa è meglio per mio figlio, cosa è meglio per mio nipote. Non tutti purtroppo fanno così. Ho avuto un caso dove un ragazzo è uscito dal carcere, ne ha combinate qualcosa, e i genitori per penitenza, per punizione l'hanno mandato in un resort. Cosa vuoi dire? Abbiamo Gabriella da Mogliano. Vai Gabriella. Buongiorno Mirella, e grazie per tutto quello che fa. Grazie, quello è un cara. ragazzo serio, ma la gioventù di adesso dovrebbe, come dice quel ragazzo là, di avere un po' di buonsenso. Manca il buonsenso di fare del bene, di aiutare, di rispettare il prossimo. Quello che manca alla gioventù che c'è adesso. E per quello che anche al volontariato e dovrebbe dargli una scossa, come diceva la figlia di Celentano, di dire cerchiamo di fare del bene al mondo, non dare sempre nel senso inverso. Grazie, buona giornata. Ciao Gabriella, grazie. Vedi, tu parli dei giovani, ma dobbiamo dividere sempre, perché per percentuale, guarda che quelli bravi che voi non vedete sono tantissimi, sono tantissimi, che hanno anche degli obiettivi ben precisi, che hanno le idee chiare, che fanno dello sport, che sono vicini all'arte, alla musica, ce ne sono il problema è che non li vedete, perché qualcuno fa vedere certe altre cose, cioè perché l'opinione pubblica deve essere sempre sollevata in negativo e mai in positivo. Cosa dici, Thomas? Sicuramente appunto la parte, ci saranno sicuramente delle persone piene di valori, nel senso nella parte è più facile vedere la parte negativa, no? che la parte positiva. Sicuramente crea più diciamo audience, esatto. Quindi di conseguenza ecco, bisogna a me piacerebbe tantissimo conoscere persone che magari hanno della mia stessa storia e vedere magari come l'hanno affrontata. Mi piacerebbe veramente Te le tanto. faccio conoscere io, le associazioni sono anche amiche di ipovedenti naturalmente, che hanno creato queste associazioni importanti, perciò ti darò i nominativi. Infatti vorrei creare poi dei progetti anche con la mia attività. Così li incontrerai più che volentieri. Esatto. Scambiatevi pensieri, aiutatevi. Infatti guarda, martedì ho un incontro con una persona che lui è un cieco totale. Quindi voglio conoscerlo, voglio vedere, perché io alla fine, nonostante io sia stato ipovedente o comunque non mi sono mai confrontato realmente con persone con il mio stesso problema in realtà. Io li ho avuti anche a Villa Margherita, dove veniva spiegato appunto questo percorso meraviglioso e questa storia di questa villa, e guardate, ho visto un'attenzione, un interesse, proprio la voglia di conoscere, di esserci, di sentirsi liberi anche nel vedere realtà che non potrebbero vedere, spiegate da persone competenti, che ne abbiamo poi tantissime, perciò penso sia giustissimo quello che stai dicendo. Senti Thomas, ma la tua personal trainer, questa palestra è aperta a tutti? Sì, è aperta a tutti, è aperta a tutti. Allora io l'ho creata con un solo obiettivo.
di aiutare le persone. Ma aiutare le persone, cioè, dico tutto ma non dico niente, nel senso aiutare le persone, io infatti voglio aiutare le persone proprio che hanno una difficoltà, che sia una difficoltà fisica che sia una difficoltà mentale. Le persone appunto, banalmente, una delle difficoltà maggiori che si possa anche riscontrare è per esempio legata ai problemi fisici, di obesità. Le persone soffrono a livello... Specialmente i bambini, specialmente bambini, ragazzi e anche le persone adulte, perché non si vedono bene con se stessi e non si vogliono integrare nella società per un problema che io non lo definisco problema, ma è una cosa da risolvere in realtà, perché per me i problemi non esistono, ok? I problemi sono quelli legati alla salute. Quelli sì sono problemi, perché non riesci a risolverli. Perciò se avete piacere di conoscere il nostro meraviglioso ragazzo Thomas Peruzzo, chiamate la Mirella che io vi darò i riferimenti, così vi metterete in contatto con Thomas e riuscirete forse anche voi a trovare un po' di libertà mentale, che magari quella è quella che vi fa rendere pigri, non volete uscire, non volete fare niente. Allora telefonate a Thomas e vedrete che ce la farete. Presidente Dani, come ci saluta? Ci saluto dicendo che Thomas non so se è fortunato o sfortunato, perché all'età degli altri ha già 3-4 anni di più. Forse è più vecchio. Forse sono più vecchio, sì, effettivamente. Comunque, crederci, aiutarci. Aiutare gli altri si riceve più di quello che si dà. Assolutamente. Bisogna provarci, è bello aiutare gli altri. Assolutamente. Io ringrazio veramente sia Thomas Peruzzo, personal trainer, libero professionista, che Franco Dani, presidente dell'Associazione Angeli della Notte di Treviso, di essere stati con noi. È stata veramente una puntata un po' particolare, dove abbiamo toccato con mano realtà veramente toccanti, ma che fanno riflettere, e vedete sono sempre in prima linea per aiutare gli altri. Ecco, questo è il messaggio che io ho capito questa mattina, ed è un messaggio bellissimo, perché questi sono i nostri ragazzi. Pubblicità. Guardate, ogni carnevale, ogni scherzo vale. Guardate che è qui con la Mirella questa mattina Michela Surià, guardate la bellezza. Buongiorno. Voi non la vedete completa, ma ha un vestito bellissimo. Lei è stupenda come sempre, ha portato anche la mascherina per Mirella, guardate che bella. Quanto belle sono queste mascherine. Allora Michela, grazie veramente di essere qui con noi, veramente portare un po' di allegria, un po' di felicità. Saluto anche, vediamo se c'è Daniele Carotti, sindaco di Annone Veneto. Sindaco, è presente? Sì, buongiorno Mirella e buongiorno agli Sindaco, ospiti. cosa vuole dire alla nostra Michela Surian, questa figurinista? Guardi che bellezza, guardi. Beh, è una bella realtà. Il carnevale è un momento di gioia e di conseguenza è giusto, nei momenti di crisi come possono esserci oggi, un momento di divertimento fa bene sicuramente alla salute e alla psicologia di tutti noi. La signora qui presente è una bella maschera, adesso non so se ci spiegherà se è una maschera del Settecento veneziano, se è un personaggio particolare, però sicuramente è un bel vedere, ecco. È un bel vedere, noi questo sabato vogliamo proprio un bel vedere, un bel sentire. Abbiamo sentito delle testimonianze veramente importanti questa mattina che devono far riflettere chi è pigro, chi è a casa, chi si lamenta per un niente, dove vediamo realtà che dovrebbero lamentarsi invece sono nel pezzo e vanno avanti e danno questo senso anche di unione, di capacità di volersi bene. Allora Michela Surian, questo vestito meraviglioso? Beh, un po', intanto buongiorno e grazie per avermi ospitato. Allora, un po' dedicato a quello che quest'anno è il carnevale, che è dedicato a Giacomo Casanova. Giacomo Casanova è vissuto anche nell'epoca della peste, no? Questa è un po' la locandiera.
La locandiera che all'epoca, non lavorando, decide di togliersi una parte del vestito, infatti io sono con i mutandoni, sotto non si vede, per attirare la gente a lavorare all'epoca. Pensa che ci sono dei manoscritti su Casanova, oltre 5.000 pagine, scritti completamente in francese perché il suo più grande amore era dedicato a una donna francese. Poi si parla anche di grandi flirt con Marina Morosini, ecco perché c'è anche la Marina dedicata a Morosini. Poi, e su questi manoscritti hanno trovato praticamente dei storici, hanno trovato delle situazioni di famiglie nobili che per vergogna hanno bruciato questi documenti, ma lui, siccome nei suoi manoscritti raccontava la mia vita, la mia storia, quello che ha fatto lui nella sua vita, nella sua storia, da questi manoscritti sono riusciti a risalire a quelli che erano delle avventure, sventure, chiamiamole così, che venivano un po' sottratte al pubblico per vergogna, però tramite questi scritti di Giacomo Casanova sono riusciti a risalire a delle grandi storie, a delle grandi importanze, delle nomi dei più grandi conti, dei più grandi celebrità, dei nomi importanti che abbiamo avuto noi nella nostra Venezia, che tra l'altro Venezia e Parigi, dove ha vissuto lui, sono state dichiarate le città più vulnerabili per quanto riguardava parliamo di sesso proibito, di questi bordelli, di queste situazioni. Allora, vediamo anche le foto che abbiamo fatto, che ha fatto Mirella con altre persone, che sono stata sabato scorso proprio a Venezia, dove queste maschere meravigliose, ma soprattutto la passione di vestirsi, di tornare indietro nel tempo, ecco, non quelle del Banco Solidale, ma proprio quelle di Venezia, per capire l'importanza anche che ancora ci sono persone che ci credono, che vogliono rivivere quei momenti di Casanova. Ecco, vediamo queste foto, guardate che belle, ce ne sono altre, e poi questa città magica, cioè io sono dell'idea, ci sarà anche Rio de Janeiro, con tutto il rispetto, ma noi abbiamo Venezia, che quando è il periodo di Carnevale è di una bellezza unica. Prego Michela, cosa vuol dire vestirsi a Venezia per un momento gioioso che è il Carnevale? Ma comunque è vivere l'importanza che il pubblico dà al Carnevale di Venezia. Non c'è carnevale al mondo, perché io ne ho fatti tantissimi, dal Carnevale anche di Cento al Carnevale di Viareggio, ma non ho mai avuto il rispetto e l'atteggiamento che c'ha il pubblico a Venezia, che ci dà il pubblico a Venezia, la soddisfazione, gli apprezzamenti, le signore che si avvicinano e che ti guardano attentamente, perché poi noi cerchiamo sempre il più possibile di avvicinarsi in modo corretto a quello che era l'epoca. Poi quest'anno diciamo gioca facile, in quanto ha dedicato a Casanova, quindi tutti gli abiti 700-800. Quando Venezia dedica, un anno ha dedicato il Carnevale a Federico Fellini, un anno ha dedicato al Carnevale all'Oriente, un anno all'Occidente, un anno alla fantasia, e quindi è nostra, diciamo, modernità, è nostra curiosità sapere qual è il tema e avvicinarsi il più possibile al tema che dedica il Carnevale di Venezia. Comunque il rispetto e l'educazione che si vede a Venezia negli altri carnevali non si vedono. Sentiamo cosa ne pensa il sindaco di Annone Veneto, Daniele Carotti. Daniele, cosa ne pensa di questa meraviglia? Anche voi, ogni paese fa il suo carnevale, un momento di allegria, e là si vede anche la voglia delle famiglie di fare festa, tanti bambini, nonni. È come le sagre, il carnevale, finalmente vedi le famiglie riunite che si divertono. Com'è il carnevale quest'anno ad Annone Veneto, sindaco, nonostante le difficoltà che avete tutti voi sindaci poveretti, con una patata bollente e con una coperta cortissima? Prego. Beh, io posso dire che il carnevale secondo me negli ultimi lustri è stato riscoperto anche. Perché? Perché se ricordo la mia infanzia forse era andato un po' giù, però anche nel mio paese da alcuni anni un gruppo di giovani, e questo fa molto piacere, hanno ricostituito il carro mascherato, quindi fanno un bel carro mascherato quest'anno, non so se hanno una trentina di uscite, insomma vanno fino a Taglio di Po, Dolo e altri comuni della zona. Ad Annone Veneto da 4-5 anni la Proloco, in collaborazione con il comune,
organizza proprio il carnevale, quindi la sfilata dei carri mascherati, che quest'anno si terrà tra l'altro il 16 marzo, domenica 16 marzo nel pomeriggio, ed è una riscoperta. Di conseguenza, certo, anche in questi momenti di crisi sicuramente il budget si è ridotto rispetto all'anno scorso, perché problemi di bilancio ci sono, però la volontà sia della Proloco che del Comune di Annone Veneto è di portare avanti questa iniziativa, perché vede, e lo dico con estrema sincerità, vede proprio le famiglie uscire, e quello che mi fa piacere anche è che si vedono le famiglie tradizionali, autoctone, chiamiamole così, ma anche tante famiglie di persone straniere che sono residenti nel territorio. Quindi è proprio un elemento che unisce questo momento di festa e di gioia che si viene a creare. Il tema, ad esempio, di quest'anno dei carri, perché di solito c'è sempre un tema anche politico all'interno dei carri che vedi, che ti attraggono anche molto. Prego, Sindaco. Ma no, la nostra associazione organizza un carro mascherato apolitico. Il tema che hanno quest'anno è proprio sul tema di Pinocchio, e di conseguenza c'è questo bel carro che raffigura non è mica tanto politico, perché di Pinocchi ne vediamo tantissimi di nasi lunghi, non è mica tanto politico, anzi centrato in pieno, Prego, sì, però lo fanno, è proprio politico, non lo fanno con pensieri di polemiche o di... Quindi sì, sinceramente lo fanno proprio per far divertire tanti bambini. Ci sono addirittura 85 figuranti, mi dicevano, quindi... Ed è bello perché ci sono bambini, adulti che insomma passano delle ore insieme, perché poi è impegnativo, perché io ringrazio anche l'associazione che porta avanti, perché chi organizza il carro mascherato vuol dire che ci deve prendere comunque dei rischi, delle responsabilità, ci sono degli impegni di orari, perché quando fanno decine e decine di chilometri non è che possono partire quei 10 minuti prima, quindi partono la mattina per tornare a sera tardi, lavorano, passano tante ore nei mesi precedenti a costruirlo, quindi è un bel momento di ritrovo e soprattutto che si crea relazioni, perché il bisogno che abbiamo oggi è quello di creare relazioni, e anche questo è un modo di ritrovarsi e creare relazioni che è importante. Michela, cosa volevi aggiungere? Prego. Io mi complimento con questo sindaco, perché anche unire 85 figuranti vuol dire che si incontrano in una palestra, che creano una coreografia, che ballano tutti assieme, c'è chi cuce, chi crea l'abito, chi costruisce il carro, e di solito lo fanno sono uniti magari da delle scuole, da degli asili, di solito i gruppi li vedi sempre che sono sponsorizzati oppure che hanno il fine di recuperare dei soldi per la scuola, per l'asilo, che comunque rientra sempre nell'ambito comunale. E io invece dico che mi va bene tanto che venga sentito di più il carnevale, perché ultimamente il carnevale stava scemando e veniva portato alto quello che è Halloween, che non è una nostra festa. Carnevale comunque è una festa cristiana, È una festa cristiana, è una festa nostra, è una festa dove, cioè io mi ricordo da piccola c'erano le tradizioni, le nonne che ti cucivano l'abito e le frittelle, i crostoli, si faceva la festa a scuola, adesso la festa a scuola non si può più fare. Ben venga queste feste fatte dai comuni, perché se il bambino non può più fare festa a scuola col suo abito, non può più fare festa nel suo comune, va scemando questa festa. Invece è da rivedere, da ricollocare anche sotto altre forme, insomma. Però io vedo tantissimo che creando questi gruppi di carri si va dal più piccolo, che magari è la scuola materna, al più anziano, che è il nonno, che si mette a disposizione e che mette a disposizione la sua esperienza per quanto riguarda anche il sistema elettrico, il sistema, perché veramente il campo è grande e poi loro si devono muovere con tutta sicurezza, comunque ci sono dei soldi per le assicurazioni, non è più che puoi fare il carro e creare così in 4 e 4/8 diciamo la situazione, ci sono tante responsabilità dietro nel costruire un carro, anche perché quando cominciano a fare carri che sono movimentati, che hanno questi sistemi che si muovono, devono essere in assoluta sicurezza, ci sono gli ingegneri dietro, ci sono tantissime cose dietro, quindi si muove, no? 85 persone, si muovono 200 persone fanno tanta unione, fanno tanta comunità. Comunque io che sono andata a vedere quando costruiscono i carri è anche bello, perché magari uno porta anche il pane, il salame, la birra, la frittella, e mentre fanno il carro c'è sempre festa. C'è una tutte le sere attiva, diciamo. esatto, tutte le sere c'è festa, c'è una cittadinanza attiva, come dici tu. Allora andiamo a vedere, adesso vi porto a Trieste, andiamo a vedere l'Eurocarnevale.
Mai visto. Bande, bande e ancora più bande. E la musica più che i costumi, la vera cifra dell'Eurocarnevale, tornato fra le vie del centro di Trieste per la 29esima edizione. Un gustoso anticipo di buon umore sulle 7 note della tradizionale settimana carnescialesca. L'evento promosso dalla Camera di Commercio ha visto sfilare 18 formazioni, dalla Guggenband di Muggia alla Filarmonica Verdi di Ronchi dei Legionari, sino ai gruppi più disparati provenienti da Austria, Slovenia, Germania e Svizzera. So, we're the Klapkasfagger from Oberhard in Switzerland. Veniamo da Oberhard in Svizzera e questo, guardate, il nostro costume, lo vedete? Il tema è siamo fuori da questo mondo. Ecco, avete visto tutti i pianeti? Sì, all the planets. Veniamo dalla Svizzera, a Bar, e il nostro motto è Gott. Come si dice Gott? Dio, ecco. We're from Germany, from the town, little town Gottmarding. It's right next at the Swiss border. Veniamo dalla Germania, da una piccola cittadina, Gottmarin, vicino al confine svizzero. Il nostro è un costume tipico delle nostre montagne e il nostro gruppo esiste dal 1965. Non io, ma il gruppo c'era già. Not me, but yeah, look at this. Un'atmosfera festosa colorata da costumi più o meno tipici, riferimenti al repertorio Dixieland, pop, folk e jazz e inevitabilmente in un pomeriggio in cui la città della Bora si trasforma in una New Orleans adriatica, la birra più che il vino, vista la provenienza dei protagonisti, fa da carburante accessorio ai partecipanti, anche se la Magnum di Friulano offerta a tutti i gruppi dal presidente Paoletti non andrà certo sprecata. L'evento peraltro si replica anche domani a Gorizia a partire dalle ore 15. In un percorso circolare di 1,8 km saranno coinvolte le vie Roma, De Gasperi, Piazza Municipio, Sauro, Viale 24 Maggio, Corso Italia, Corso Verdi, Via Oberdan e nuovamente Piazza Vittoria. Un momento di celebrazione ulteriore in occasione della capitale europea della cultura condivisa con Nova Gorizia. Allora, sentiamo il commento di Michela Surian di questo Eurocarnevale. Intanto mandiamo anche le immagini, perché il tempo è tiranno, del carnevale con la Pantegana sul Canal Grande. Allora, vediamo le immagini e sentiamo Michela Surian che commenta. Prego, Michela. Sinceramente per me è una novità, perché non l'avevo mai visto e mi piace questa unione di culture, di strumenti, di stili, di musiche, di culture diverse, però veramente per me è stata una novità, non l'avevo mai visto. Io ho visto il Carnevale di Cento, di Viareggio, i carnevali limitrofi, li vedo tutti, li ho visti tutti perché negli anni li ho fatti tutti, però questo per me era una novità, bellissimo, mai visto, ho strutturato così un carnevale. Sarà quel che sarà, però io quando vedo Venezia, guardate qua le gondole, guardate la bellezza che abbiamo, la fortuna di avere due passi da casa. Sindaco, cosa dice lei? Questi carnevali dove non c'è il diverso, dove veramente vedi proprio le etnie che proprio si divertono, che si incontrano, che si divertono. Il fascino di vedere, il fascino. Prego, Sindaco. Si vede che queste persone, per quanto possono provenire da paesi diversi, che hanno lingue diverse, modi di pensare diversi, però sono accomunati dagli stessi valori, che sono quelli appunto di divertirsi, di stare insieme e di fare un po' di ironia, insomma, anche del momento storico della vita e di stare insieme. Per cui immagino che in quella manifestazione ci sono stati triestini che magari parlavano il triestino e i tedeschi della Svizzera che parlavano in tedesco, eppure lì sicuramente stavano insieme, si divertivano, mangiavano e in qualche maniera riuscivano a comunicare. Quindi è bello perché appunto si creano questi mix che poi dopo nascono anche delle amicizie, perché probabilmente sicuramente ci possono nascere degli scambi, può darsi che magari il gruppo di Trieste venga invitato poi in un paese della Svizzera, quindi è molto interessante da questo punto di vista. Sicuramente dice Michela ci sono Surian. gli scambi perché interfacciano anche culture, modi diversi, ospitalità diversa, poi se loro qui vengono ospitati in modo grandioso come hanno sempre fatto, logicamente loro si sentono in dovere di ricambiare, perché negli anni che io ho frequentato i vari carnevali è sempre stato così. Comunque il fascino di Venezia, io ho vissuto quello notturno, di vedere la gondola al buio
e il trampoliere sospeso nel cielo che non si capiva da dove veniva, oppure la chiatta sotto che era completamente buia e vedevi questa bolla nel cielo illuminata con questa signora che si muoveva all'interno della bolla, però l'eleganza, il fascino e il silenzio della gente era indescrivibile, non sentivi una mosca volare per quanto fascino c'era a livello dell'acqua, del buio, la bellezza proprio. Una cosa però importante che noi vediamo, Sindaco, è l'importanza del territorio che abbiamo, che è meraviglioso. Persone che vengono da lontanissimo per venire a visitare. Io ho visto americani, inglesi, spagnoli, una cosa incredibile. Cioè, forse dobbiamo puntare di più su questo turismo, ma in una maniera anche seria nell'accoglienza e i trasporti. Guardate che salire sui treni durante il periodo di carnevale, eppure si sa come funziona, non è così semplice e soprattutto facile, ma soprattutto capire l'importanza del turismo. Sindaco, perché noi abbiamo poi dei centri storici, i borghi, che sono delle meraviglie, ma si conoscono pochissimo. Forse dobbiamo puntare anche su questo, voi sindaci, perché anche voi avete, ogni territorio ha delle bellezze incredibili. Prego, Sindaco. Beh, sicuramente bisognerebbe cambiare il modo di comunicare, fare più sinergia e mettere in relazione i vari enti che si occupano di promozione, perché come ha detto lei, se noi pensiamo nel giro di 30 km abbiamo dei borghi che sono meravigliosi e il più delle volte neanche noi che abitiamo in questa zona li conosciamo. Sicuramente dovremmo fare delle sinergie diverse e anche, secondo me, abbattere un po' delle barriere di egoismo, perché molti operatori pensano che il turista deve rimanere in un posto. In realtà noi dovremmo far capire a questi operatori che è una ricchezza se il turista che viene in una località, mi viene da pensare qua, noi abbiamo il mare qui vicino, e non rimane solo nel mare, ma ha la possibilità di conoscere che a 30 km dalla spiaggia dove sta per una settimana, 15 giorni, c'è quel borghetto medievale che è fantastico, che ti fa ritornare magari anche in un determinato momento storico, anche con il pensiero. Noi abbiamo le vigne, splendidi vini, quindi anche potersi fare una gita, magari quell'ora di entrare nell'entroterra, poter degustare dei vini che magari nei loro paesi non ci sono. Eppure ci sono ancora degli egoismi e delle barriere da abbattere e sarà difficile, ma fa parte anche della classe politica cercare di risolvere questi aspetti. Senta Sindaco, io come lei sa quasi tutte le mattine ho sindaci in trasmissione e devo dire la verità che c'è ancora, la bilancia è un po' così che traballa, nel senso che ho dei sindaci, anche molti per l'unione e la fusione, altri invece piccolo e bello. Lei da che parte sta? Guardi, io potrei dire che piccolo è bello, sicuramente piccolo è bello, però oggi come oggi non è più sufficiente. Dobbiamo relazionarsi in maniera diversa e ritorno al discorso delle barriere da abbattere e degli egoismi. È forse anche il concetto, deve passare il concetto che i comuni di determinate dimensioni fanno fatica a rimanere attive e attivi a dare anche dei servizi che siano soddisfacenti per la popolazione. Quindi noi sindaci in primis, dopo dobbiamo far passare il messaggio ai cittadini che è ora di pensare anche di non rimanere più piccoli, ma cercare di aggregarsi e fare massa critica. Sindaco, il nome a Nome Veneto è un test che faccio a tutti i sindaci perché è anche piacevole capire anche il nome dei nostri paesi, perché molti non lo sanno. Ho trovato anche un sindaco che non sapeva il suo nome, ha detto Mirella non lo so. Beh, io pensavo lo sapesse, ma è giusto anche così, se non lo sa non lo sa, ma almeno si informerà, perché è importante capire l'origine del nome, anche per quello che poi trasmetti anche ai ragazzi, a questi ragazzi che hanno il diritto di capire il senso del ricordo e perché di questo nome del paese. A Nome Veneto, ad esempio, Sindaco? Beh, a Nome Veneto gli storici sostengono, sebbene non ci siano delle tracce concrete, che ci fosse il transito della via Postumia che collegava Oderzo a Concordia.
E Annone Veneto si trovava al 9° miglio tra Concordia e Oderzo, e nell'antichità doveva esserci una stazione di posta che permetteva appunto ai viandanti di fermarsi e trovare un minimo di ristoro, il cambio dei cavalli. C'era la famosa locandiera allora, sindaco, c'era la famosa locandiera. Che ci fosse anche una locandiera, insomma, in versione romana, però può darsi che ci fosse. Quindi da ad 9° miglio, questa è la storia del nostro paese. Passato l'esame, sindaco, brava. Grazie. Bravo. Giovanna, abbiamo Giovanna da Mogliano. Ciao Giovanna. Monastieri, Sono scusa, Giovanna di Monastieri. Volevo sì, Giovanna Grando, volevo salutare te, Mirella, e anche Michela. Grazie Giovanna cara, grazie. E ricordare... Sì. Volevo salutare Michela e ricordare quello che aveva portato a Monastieri, perché aveva fatto una serata stupenda proprio nei comuni con le persone più anziane, rievocando i carri e quello che veniva fatto in passato. È stata una serata bellissima che ricordo con immenso piacere. Grazie, perché ha rallegrato anche tutti gli anziani e spiegato il carnevale. Ecco. Grazie Volevo Giovanna, solo dire farà questo, che è piacere cosa anche importante. A Michela che hai ricordato, ecco, questa serata. Prego. È successo, mi sembra 6 o 7 anni fa, che un giorno mi è capitato di febbraio un signore anziano in bicicletta con il freddo, sai, berretta, guanti, sciarpe così, e mi ha portato una serie di foto che facevano tipo 5x6 in bianco e nero, dove lui voleva dimostrare, farmi capire come facevano i carri, come veniva fatto il carnevale tantissimi anni fa, prima, quindi parlavamo di 43 anni prima. Poi lui ha innescato un sistema, parlando con altre persone anziane della sua età nel paese, e me ne sono arrivate tantissime. Da lì abbiamo creato un video sulla musica di Charlie Chaplin, dove avevamo messo proprio la regia, i protagonisti, e alla fine questo video, da foto piccolissime, le abbiamo proiettate in un monitor grande in questa sala, dove loro si sono visti in modo esemplare creare un film con le loro foto, con le loro storie. Poi li abbiamo fatti salire nel palco e spiegavano tutte le vicissitudini, tutte le situazioni, come avevano creato il carro, che ne so, spiegavano lì sotto c'era la moto del sacerdote, questa era la bicicletta del mio nonno, questi pezzi di quali avevamo presi da Panto che aveva la fabbrica lì vicino, cioè ci raccontavano tutte le storie, come facevano, dove le facevano, che comunque venivano costruite sempre nella zona della parrocchia. Allora andiamo a vedere anche un altro carnevale dove c'era proprio Michela Surian, la rivedremo, proprio il carnevale a Villa Margherita, lo rivediamo, prego, andiamo a vedere. Sono ragazzi speciali che fanno dei percorsi speciali, che hanno sofferto tantissimo, ma soprattutto dobbiamo parlare di inclusione. Arriva dall'Ottocento il Carnevale d'altri tempi, in programma nel weekend e promosso dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi nella splendida cornice di Villa Margherita Treviso, che diventa sempre più accessibile alle persone con disabilità. Questa Villa Margherita inclusiva servirà proprio a questo, a dare un futuro a questi ragazzi che per troppo tempo sono rimasti agli ultimi posti. Mostre, laboratori, giochi e pasticceria che vogliono trasformare la villa in centro nevralgico per le attività rivolte a chi soffre di disabilità, ma anche a tutta la cittadinanza, diventando così un punto di riferimento regionale. Credo che le iniziative che possono essere coltivate qui dentro siano molteplici e naturalmente anche gli investimenti legati a questa villa consigliano di avere più soggetti interessati, però con uno spirito comune, che è quella di mantenere aperta al pubblico e in modo particolare anche a persone con disabilità la fruibilità di questi spazi. Tra gli interventi che il Comune si propone di attuare nell'immediato, la messa in sicurezza dell'intera struttura, tra cui il miglioramento dell'impianto elettrico e la creazione di un ascensore che possa facilitare l'accesso alla villa alle persone disabili o anziane. Inoltre, tra le proposte c'è l'idea
l'idea di trasformare una delle strutture esterne alla villa in biscottificio che possa dare lavoro ai molti ragazzi diversamente abili, abbinando così la socialità all'attività lavorativa. Il lavoro è una parte integrante, sapere di essere riconosciuti e valorizzati come una parte importante che collabora alla produzione di qualcosa è fondamentale nel significato di vita di una persona. Un appello, un messaggio che lei vuole lanciare a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici? Aiutatemi. Un carnevale d'altri tempi, quello allestito dall'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi in Villa Margherita a Treviso. Ad iniziare dalle maschere, con l'esposizione di vere e proprie opere d'arte, ma anche testimoni di storie che sottolineano l'animo democratico della Serenissima. La maschera si usava a suo tempo per mascherarsi e per far sì che tutte le persone fossero uguali, non ci fossero distinzioni di classe. Maschere storiche ma anche attuali, come questa Bauta. Questo è il classico dottore della peste. Il naso è interamente fatto, all'interno è bucato in modo che il medico potesse mettere tutte le spezie, il cotone eccetera, in modo da non prendere la pandemia e salvarsi. Accanto alle maschere, questo carnevale d'altri tempi dà la possibilità di vedere dei capi d'abbigliamento originali in armonia con il tempo e l'architettura di Villa Margherita. I 3 abiti che vedete in questa stanza sono 2 abiti da ricevimento e un abito da ballo datati 1880-1885. Pezzi unici, come il vestito nero. È un abito di manifattura americana proveniente da una sartoria di New York ed è ricamato in marca City, che è una pietra fossile. Abiti così non hanno prezzo, non si dà un prezzo alle passioni. E passione è la parola che echeggia in queste stanze riaperte da Mirella Tuzzato, con un obiettivo ben preciso dedicato alla disabilità. Che darà la possibilità a questi ragazzi speciali di trovare un lavoro, di vivere in autonomia su queste bellissime stanze che ci sono, perché noi dobbiamo diventare una società inclusiva. Un carnevale fatto di storia e di inclusione, ma anche dei dolci preparati per i visitatori dai ragazzi del centro di formazione professionale di Lancenigo, con la prospettiva che qui possa avviarsi una vera e propria attività. Cominciare a far funzionare un biscottificio per dei ragazzi che hanno disabilità. Questa piccola fabbrica di biscotti possa dare a questi ragazzi la possibilità di mantenersi con un lavoro come tutti gli altri. Allora, naturalmente vogliamo che il sindaco Mario Conte, anzi lo esigiamo visto che i progetti sono stati portati, batta un colpo per capire o sì o no, non è difficile, basta dire un sì o no se c'è la volontà di proseguire o tenere chiuso dopo tanta fatica che il mondo del volontariato ha messo in questa struttura di andare avanti. Detto questo, Michele, sei una figurinista, questi abiti, un successo enorme, la gente ha piacere di ritornare indietro nel tempo, di rivivere le situazioni. I vestiti sono stati veramente dei giornati incredibilmente affollati per Villa Margherita. Michela era presente, prego Michela. Sì, poi la bellezza era quella di sentire questi ragazzi che la richiesta più bella che è stata fatta era quella di chiedere se veniva fatto ancora, non che terminasse lì con quel giorno, ma che fossero state fatte altre edizioni. Quella era la richiesta che più ti veniva richiesta. Cioè veniva sentita, stavano bene, loro si divertivano e quando ti salutavano ti dicevano mi raccomando anche il prossimo anno, cioè loro volevano una certezza della continuità, questo sì, questo me lo ricordo, è una frase che non me la dimenticherò mai. Sindaco Carotti, cos'è veramente la continuità per aiutare il mondo delle fragilità? Voi siete con le spalle al muro, l'ha detto anche lei, anche quest'anno ho dovuto tagliare poche risorse, ma è mai possibile che non riescano a capire che siete voi che dovete avere non una coperta ma 100 coperte da investire sul territorio? Prego Sindaco. E anche l'attività che avete fatto con le persone che hanno queste specialità, perché è giusto dire che hanno delle specialità, non che hanno delle mancanze. E sarebbe, anche la classe politica dovrebbe essere più attenta a queste persone, perché effettivamente sono quelle persone che ti danno anche più soddisfazione. La stessa cosa proposta a queste persone la vivono in maniera molto più intensa, ti danno soddisfazioni, gratitudine, quando magari molti invece non apprezzano quello che fai. E effettivamente noi abbiamo anche nel nostro territorio delle realtà e dobbiamo dire grazie agli operatori perché le stanno portando avanti con molta dedizione
e soprattutto perché quando questi ragazzi hanno la possibilità di partecipare a delle iniziative pubbliche, li vedi che sono preparati e comunque anche contenti. E hanno partecipato al Presepe Vivente di Annone Veneto, insomma c'era un gruppo di loro che hanno partecipato e li vedevi proprio che ti davano molte, erano ricchi e ti davano molto. Quindi sarebbe sempre auspicabile che la classe politica fosse più attenta anche a queste categorie di persone. E fa bene ad averlo detto, Presidente, perché l'inclusione si fa proprio investendo nelle fragilità. È là il problema che qualcuno deve capire, di avere la sensibilità di aiutare le fragilità, non di emarginarle, non di chiuderle. Io penso a questa mamma, ad esempio, con la lingua dei segni, che sta facendo delle battaglie incredibili proprio per cercare di avere giustizia per questa ragazza che è sua figlia, che ormai ha 17 anni, che non parla ma ci sente, e lei non vuole sentir parlare di pseudo, lei vuole che sua figlia abbia un percorso scolastico normale, ecco, però manca sempre qualcosa, perché manca l'insegnante della lingua dei segni e mancano gli insegnanti di sostegno. Non le sembra che forse bisogna che la politica attenzioni di più questo mondo di fragilità, che è quello, come dice lei, Sindaco, dove ti dà molto, dove ricevi da questo mondo? Prego. Certo, la politica dovrebbe essere più attenta, ma è che forse queste persone così speciali fanno molto meno rumore rispetto a chi ha tante più possibilità e di conseguenza forse, io lo dico anche con un'autocritica, anche, è più facile ascoltare chi magari fa la voce grossa, come si usa dire, e quindi anche queste persone che dopo sono specifiche perché ognuno ha le sue caratteristiche e per quel che possiamo noi nel nostro piccolo cerchiamo, perché i sindaci sono quelli forse più sensibili tra tutte le classi, tra tutte le categorie politiche che ci sono, perché hai modo di andare in casa delle persone, il cittadino ha modo di entrare in municipio e deve essere così, ed è più accessibile, tra virgolette, il sindaco rispetto a qualche altro incarico politico che una persona potrebbe assumere. Eppure non sempre riusciamo a dare le risposte che si dovrebbero dare e che sarebbe giusto dare. Adesso vi porto a Belluno, andiamo a vedere questo carnevale castionese. Andiamo a Belluno. Torna il carnevale a Belluno e tornano i carri, quelli di Castion, ma anche quelli di Sedico e con loro anche un gruppo di Sospirolo. Carri che in provincia sono solo questi. Prima domenica prossima a Castion, con la gara vera e propria per decidere il più bello, e poi il 9 marzo a Belluno. In totale a Castion sfileranno una decina di gruppi, a Belluno una quindicina. Sicuramente un impegno che ci eravamo presi moralmente dopo il Covid di riportarlo, quindi un grazie alla Proloco Pieve Castionese, un grazie al Consorzio Commercianti che insieme con noi riescono a rendere questo possibile. Una cosa che ci abbiamo pensato fin dall'anno scorso di riportare il carnevale, i carri in centro a Belluno, per riportare quello spirito di gioventù. Quando c'è chi dice che Belluno è una città per vecchi, no, portiamo i giovani. Per questi carri, frutto di una tradizione giunta alla sua 63esima edizione e che vengono creati nuovi ogni anno, il Comune di Belluno ha stanziato 3.000 euro, altrettanti il Consorzio Belluno Centro Storico, e così la Proloco Pieve Castionese può distribuire un contributo ad ognuno dei 6 gruppi che sono Visome, Caleipo, Sossai, San Cipriano, Brigate Biancoverdi e Asilo di Castion. Castion ha la tradizione in casa, quindi giustamente per ragioni di sfida, di rivalità si gioca prima di tutto nella piazza, in quel piano delle feste che in realtà di piano non ha nulla perché è l'unica piazza in salita della città. Poi si viene a fare, diciamo, la sfilata dei signori lungo il Piazza dei Martiri e lì è più una cosa più di puro divertimento. Invece la sfida vera, quella in cui c'è da decidere chi vince e chi arriva secondo, e quello si fa a Castion. E noi non ci facciamo mancare niente, adesso vi porto a Felletto in provincia di Bassano. Tutto
Tutto pronto per la 57esima edizione del Carnevale dei ragazzi di Fellette di Romano Dezzelino, un evento atteso che di anno in anno cresce per numeri di presenze e partecipazioni, che si svolgerà domenica prossima, il 23 febbraio. Il punto di forza sono i tanti volontari e le tante volontarie che lavorano dietro le quinte per rendere unico questo appuntamento. È una manifestazione partita da garage di casa per intrattenere le contrade e le vie del paese della frazione di Fellette, e adesso è diventato una manifestazione molto importante. Si parla di 10 carri, di 5 gruppi mascherati, di quasi 1200 sfilanti, quindi persone in maschera che faranno da contorno e animeranno tutta la manifestazione lungo tutto il percorso di quasi 2 chilometri, ma soprattutto avremo una forza di circa 200 persone tra volontari e addetti alla sicurezza che renderanno questa manifestazione sicura per tutti coloro che vorranno partecipare. Strade chiuse a partire dalle 13:30, la sfilata avrà inizio alle 14:30. Attese migliaia di persone, garantito un piano di sicurezza per una manifestazione le cui origini vengono ricordate con nostalgia da chi c'era già 57 anni fa. C'era tanta passione, ecco, tanta passione. Com'è cambiato il carnevale in questi 57 anni? È cambiato molto, perché a quei tempi non si faceva con cose naturali, piccole cose, legno, cartapesta, sì, ma fatte in casa. Adesso c'è tanta possibilità di acquisti anche, non so. Comunque è cambiato in meglio senz'altro. Però c'è sempre tanta voglia di divertirsi. Sempre tanta voglia di divertirsi. La preoccupazione nostra è quella che nessuno si faccia male, perché le responsabilità ci sono adesso e c'erano anche una volta. Tanto divertimento, garantisce il sindaco Bontorin, che ricorda anche la valenza sociale del carnevale. Consideriamo il carnevale la festa dell'inclusione per eccellenza, nella quale ognuno si sente più uguale agli altri e ciascuno può fare la festa e divertirsi assieme agli altri senza nessuna differenza. Come dovrebbe essere per tutte le cose. Allora, Sindaco, quello che sentiamo adesso e abbiamo visto è l'allegria ma anche insicurezza. Ormai siamo in chiusura, quanto importante è la sicurezza, però io vedo che quando ci sono tante persone, ecco, forse ci sentiamo anche noi più sicuri. È proprio una sensazione di sicurezza perché siamo in tanti, siamo uniti. Cosa dice, Sindaco? Anche noi facciamo sicurezza? Beh, effettivamente quando noi parliamo di sicurezza a livello generale, se i luoghi, anche se ci penso, ci sono certi luoghi in tutti i paesi dove magari c'è un po' quelle piccole sacche, diciamo, di insicurezza, però quando quei luoghi sono frequentati da persone già diventa tutto diverso. Perché? Perché di solito ci si ritrova tra persone con buon senso, con persone che vogliono stare assieme, e di conseguenza si è anche noi nel nostro singolo siamo sicuri che quello che è vicino a me è lì per un determinato obiettivo, ovvero quello di stare insieme e svolgere quella determinata attività. E di conseguenza sicuramente stare insieme e frequentare i luoghi dei paesi e frequentare i paesi crea anche una sicurezza, e quindi va anche a, diciamo, togliere quelle incombenze che le forze dell'ordine, non in maniera definitiva, ma insomma quando noi pensiamo che le forze dell'ordine devono essere presenti 365 giorni all'anno e H24 in tutte le vie e le frazioni, beh, se noi frequentassimo un po' di più i nostri paesi e restassimo un po' meno dentro alle nostre case, forse la sicurezza la si creerebbe anche così. Grazie a Daniele Carotti, Grazie sindaco di Annone Veneto, di essere stato con noi, di averci salutato in questo sabato bellissimo, veramente allegro. Sentiamo come ci saluta Michela Suriam. Con quale messaggio, Michela? Ma io credo che il messaggio più bello è il mondo che viene a Venezia, ma viene solo per sua spontanea volontà, non per un ritorno economico, ma per vivere quello che è l'emozione del nostro Carnevale di Venezia, la cultura che abbiamo noi, il fascino della nostra città, e perché no viverlo anche noi e non rimanere a casa, come diceva il sindaco prima. Oggi cosa farai, Michela? Io oggi vado a consegnare 2 abiti in una casa di riposo per far festa agli anziani. Poi andrò in un hotel a consegnare degli abiti a dei francesi che andranno al Carnevale di Venezia. Quindi io oggi ho una giornata full, sempre basata sul Carnevale di Venezia. Ad esempio anche questo cappello, quanto ci ha impiegato, Michela? Allora, questo cappello una sera.
Ma dai, guardate che bello che è. Una guardate. sera è tutto pieno di paillette di una passamaneria di lana e una sera l'ho cucito. La creatività, non c'è sì, niente perché da si fare. lavora durante il giorno, no? Io ho degli amici francesi, spagnoli che comunque sono medici, professori, Veloce. avvocati che alla sera cuciono l'abito per venire a Venezia. Avete capito? La creatività. Grazie, grazie, grazie. Noi ci vediamo lunedì. Spero che siete stati in allegria con Mirella, anche con situazioni difficili ma speranzose. Grazie, grazie, buon sabato e buona domenica. E con gli occhi cercava qualche fiore che fosse il più bello. E volando, volando, vide un piccolo fiore sopra il muro di un vecchio cancello. E al di là del cancello c'era un'aia assolata, era proprio una bella giornata. La farfalla pensò: io quel fiore l'avrò, e di colpo divenne una fata. Dolcemente planando su quell'aia assolata, quella fata che era fatata, col suo piccolo fiore appoggiato sul cuore, su un vestito di candida seta, carezzò un contadino che curava il suo grano, che di colpo divenne un bambino. E la fata pensò: quando mi sveglierò sarà certo cambiato il destino. Mentre il sole nasceva e la luna spariva, la farfalla riprese a volare. Su quell'aia assolata lei non c'era mai stata, e non era mai stata una fata. Non aveva sul cuore il suo piccolo fiore, tutto questo le diede dolore. Il suo sogno finì, la farfalla morì, e rimase soltanto il colore. Il suo sogno finì, la farfalla morì, e rimase il suo sogno d'amore.